allora buon pomeriggio e benvenuti all'altra domenica. Vedete che Halloween ha fatto le sue vittime, io non sono ovviamente Eleonora Mazzarri, ma soprattutto manca anche la nostra amica Gemma che è impegnata a Pordenone. Allora abbiamo in regia Enrico e Jacopo New Entry, al controllo camere Maurizio e naturalmente Davide in regia a Pordenone e tutti gli amici in giro per i campi che ci consentiranno come ogni domenica pomeriggio di avere i collegamenti naturalmente da tutti i campi della Serie D della squadra del Friuli Venezia Giulia ed anche dall'eccellenza le partite principali di questa giornata. Tra poco vi presenterò gli ospiti di questo pomeriggio, naturalmente seguiremo in diretta Udinese Sassuolo come vedete già in sovraimpressione, squilla anche il mio telefono, tutto ciò è molto bello. Enrico, buon pomeriggio, abbiamo qualcuno in linea? Un secondo, sto cercando di contattare Antonello. Bene, allora io comincio a presentarvi i nostri ospiti. Non potevano mancare gli amici del Pordenone Fan Club dopo la splendida partita di ieri sera col Bassano, ovvero sia il nostro amico Moreno Burlina, naturalmente avete visto Alvise, che è arrivato al volo. È arrivato al volo, praticamente dopo partita è andato a festeggiare Halloween. Era una delle sue feste, sì, no? Sì, l'ho rivisto stamattina all'alba, difatti ha l'occhio un po' spento, allora, un po' vitreo. È un po' vitreo. Moreno Burlina, Pordenone Fan Club insieme a Lorenzo Ciavarella, detto anche Selfarella, ma non capisco perché. Ma dopo magari... Amo fare i selfie. Perché è vero che tu sei quello col bastone, no? Non hai portato il bastone oggi qua? Ti sei dimenticato? Si può dire in diretta. Si può dire in diretta. Allora, e poi abbiamo due bellissime ragazze. Aspetta che purtroppo devo prendere il foglio perché non mi ricordo i nomi a memoria. Roberta Salice, vedete che è bellissima, lei è una ragazza di Trieste, fa la modella ma è anche studentessa universitaria e fa un'università difficilissima e ne parleremo dopo. E poi l'altra nostra amica che è venuta a trovarci, Anna Longheu, ho detto bene il cognome? Bene, e anche lei addirittura si è già fatta la pagina su Facebook, ho visto, ho anche messo già mi piace, quindi andate a cercarla, Anna Longheu. È tornata a trovarci la nostra amica Monica Zinutti che è studio manager dell'Angels Wings Recording Studio. Buon pomeriggio. E grazie a lei sono venuti a trovarci anche gli amici di Alba Caduca. Perché prima abbiamo parlato con i nostri amici se è caduca o caduca, no? Perché è una cosa fondamentale. E anche loro hanno diversità di pensiero, mi sembra, no? Allora cominciamo naturalmente con Elena Ferragotto che è la chitarrista. Buon pomeriggio Elena, grazie di essere con noi. Poi Massimo Dubini che ha una voce fantastica, abbiamo sentito fare le prove, complimenti Massimo, buon pomeriggio a te. Giulio D'Agosto, batteria e cori, in questo caso cajon. Esatto. E Charleston. Sono un cajon. Sei un cajon, benissimo, cominciamo bene. E Massimo Cisilino, basso e cori. Buon pomeriggio. Allora la mia domanda prima, siete di Udine? No, siamo di Gemona, Codroi, poi gli altri due paesi? Basaldella? Ragogna, bellissimo, bello, Ragogna è bello. Sì. Ragogna è bello. E come mai è andato fino a Gemona a fare le prove? Abbiamo lo spazio a disposizione lì, siccome questo set è tranquillo, ma di solito facciamo un po' più rumore, per cui ci serve uno spazio in cui poterci sfogare. Benissimo, dunque nel frattempo stiamo aspettando, sono già cominciate le partite sia in Serie D che in Eccellenza, sapete cominciano alle 14:30, l'Udinese invece comincia alle 15, si è giocato lunchtime, era Fiorentina Frosinone, è stata un massacro 4-0 e quindi la Fiorentina si trova in testa alla classifica insieme all'Inter che ha vinto ieri per 1-0 con la Roma e la Juventus ha vinto il derby al 93esimo, Moreno. Olè. Sì, ha vinto il derby al 93esimo con un bellissimo gol di Quadrado. Sì, un controllo di palla invidiabile, praticamente è riuscito ad entrare in porta col pallone. Sì, e 2-1. Sì. Vale doppio. Però è stato bello il gol di Pogba, quello che c'è da dire. Sì, è stato... GP, abbiamo in onda Roberto Visintin. E allora ci portiamo a Monfalcone dove c'è un derby regionale bellissimo, ovvero sia Monfalcone, UFM Monfalcone Fontana Fredda. Roberto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Intanto volevo correggerti perché la Fiorentina ha vinto 4-1. Ah, scusami, mi è mancato non puoi dare notizie false e tendenziose. Scusami, mi è mancato l'uno finale, scusa. Scherzo. Che cambia in sottofondo. Sì, no, che cambia poi sostanzialmente l'andamento della gara. Cambia profondamente, no? Il risultato, assolutamente. Il risultato, va bene, ecco. E invece a Monfalcone un derby
Molto difficile per l'UFM. È molto difficile per tutte e due le squadre, perché naturalmente per noi non dico che potrebbe essere l'ultima spiaggia, però sicuramente è una partita importante anche per dare un po' di come dire, di coraggio alla squadra che un attimino è un po' al momento un po' anche demoralizzata forse dai risultati che continuano a non venire, certo. Pur anche meritando qualcosa di più come domenica. Abbiamo fatto una buona partita, forse non ve l'avevo raccontato, però 2 rigori dati alla squadra avversaria e uno a noi altrettanto valido, o perlomeno era uguale a quello che hanno dato a loro, non ci è stato assegnato, e quindi alla fine del gioco il risultato non cambia, 2-1 per gli altri. Certo. Niente, oggi abbiamo bisogno di Esatto. questa, ripeto, di un risultato positivo per dare soprattutto coraggio un pochettino all'ambiente, perché siamo un po' tutti un po' demoralizzati. Ecco, la partita da voi è cominciata più o meno da 5 minuti, vero? Sì, ai 31, quindi sono 5 minuti giusti. E com'è? A differenza della squadra della scorsa settimana ci sono 2 defezioni, perché 2 infortuni in settimana, uno è Zanon, l'altro è Miraglia, quindi il mister ha messo un paio di giocatori appunto al posto di questi 2. Bene, allora Roberto, Niente, naturalmente in caso Sì. di risultato, soprattutto se positivo, dopo sentirai il tono della voce che dirà che abbiamo segnato noi o che ha segnato gli altri. Ovviamente. Allora ci sentiamo più tardi, linee aperte per qualsiasi cosa D'accordo, succeda a Monfalcone. a dopo. Grazie. Quindi vediamo la schermata di questa giornata di Serie D, è l'11ª giornata, vediamo le partite in sovraimpressione, eccole qua, vedete, dunque c'è il Tamai che veramente è la sorpresa di questo inizio campionato in Serie D, che va Roberta a Luparense. Dove gioca la Luparense? A Bu. Anna? Prova a pensare, Luparense. Mai sentita, bene. A Lupolandia. Ma è da quelle parti, no, Moreno? Sì, C'è- 2-3 chilometri c'è- a Lupolandia si gira a Lu- sinistra, c'è una stradina bianca, saranno 500 metri, c'è un grande albero, poi uno arriva lì e chiede, c'è anche un bar in fondo. Allora, prima dell'inizio della puntata, io parlando con Elena, mi ha detto che lei è una grandissima esperta di calcio, quindi, quindi saprà sicuramente dove gioca la Luparense. Bisogna arrivare all'albero, poi c'è il bar in fondo. Si chiede. E là si chiede. Sì. Oppure si mette su Google Maps, anche può sì, essere. Dai Moreno, di dove gioca No, la non lo Luparense. so. Nel Lazio. Nel Lazio, Nel Lazio. la Serie D Girone Veneto. La Lupa. La Lupa Rense, Renze. che è amica di Rense. Una lupa in ai. politica. La lupa da in molti politica. anni che non si sa bene se comunque potrebbe. Vabbè. Allora, se da casa si sapete dov'è, senza usare internet però, no? Se no non se no vale, se no lo diciamo subito. Se sapete dove gioca la Luparense, potete mandarci un messaggio o un WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione, 348 294 7672. Oltretutto ecco. devo dire che nella Luparense Sì. gioca un mio amico Giglio. Giglio? Sì. Quindi dovreste anche sapere dov'è. Sì, certo, però non Certo, posso ma svelare tutto esatto. così, lasciamo. Matteo Giglio che l'anno scorso giocava a Montebelluna, Giocava a Montebelluna. che al Montebelluna gioca a Montebelluna, che è una bella cittadina di... Gioca la Triestina contro. Oggi gioca la Triestina, infatti tra poco ci colleghiamo con Nereo Rocco anche, Roberta. A proposito, Enrico, abbiamo novità dai campi? Sto provando a chiamare adesso. Ecco, vediamo se riusciamo a metterci in contatto o con Sacile o con Trieste, appunto con il nostro amico Antonello Gherardi, no? Allora, nel frattempo arrivano già dei messaggi, grazie che siete così in tanti, cioè, pronti via, arrivano già messaggi. Incredibile, allora vediamo questo. Ciao a tutti, rinnovo l'invito all'inaugurazione del Bar Gioia, in quel di Albina di Gaiarine, che si terrà giovedì 5 dalle 19 alle 22, gradita sarebbe la vostra presenza. Io e mia figlia vi aspettiamo con fiumi di birra, quindi potremmo andare tutti insieme, no? A questa bella inaugurazione, eccetera, eccetera. Edo, grazie Edo, buon pomeriggio a te. E poi andiamo a vedere, c'è un altro messaggio, anche Antonio, cosa è scritto qua? Vediamo, scusatemi, oggi non c'è la Gemma che legge i messaggi, li devo leggere io, ho qualche difficoltà motoria col telefonino, vediamo un altro messaggio che è arrivato, ecco, grande Pordenone ieri sera,
se si apre, eccolo qua. Grande Pordenone ieri sera, Moreno, ma ne parliamo dopo naturalmente. E poi vediamo se c'è qualche variazione. No, ancora tutto invariato sia in Serie D che in Eccellenza. Andiamo a vedere la classifica anche della Serie D. Parlavamo prima del Tamai, il Tamai che quest'oggi va appunto a giocare con la Luparense. Eccola qua, e vedete, come dicevo, che il Tamai è addirittura in zona playoff, perché vedete che ha 16 punti e segue le prime squadre della classe, e quindi se dovesse oggi andare a vincere a Luparense, no? A Luparense. A Luparense riuscirebbe a fare un salto ancora più importante, una squadra che comunque già in tanti davano all'inizio della stagione come ben attrezzata per fare un bel campionato, contrariamente purtroppo alle altre squadre della Serie D regionale. GP, abbiamo Pierantonio Stella. E allora Pierantonio, buon pomeriggio, immagino che sei a Sacile. Buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi ospiti. Sì, qui sono a Sacile oggi, quest'oggi per la gara tra la Sacilese e l'Este. Partita sicuramente delicata per i liventini, visto che come ho avuto modo di scrivere stamattina per il Messaggero Veneto, una vittoria in casa manca ormai da quasi 6 mesi, per cui è iniziato a diventare un vero e proprio tabù lo stadio 25 aprile per la Sacilese. Vediamo se quest'oggi ci saranno le possibilità di appunto di spezzare questo tabù, anche se l'avversario odierno di certo non si presta moltissimo a fare sogni pindarici, anche perché l'Este, ricordiamo, fino adesso ha perso una sola volta in trasferta, mentre ottenendo 4 pareggi, squadra molto solida, una delle più in forma secondo me di questo momento, per cui insomma staremo a vedere. Ecco, per ora la partita quando siamo quasi all'11° è sullo 0-0, partita che non ha regalato particolari sussulti. Sacilese che si schiera con l'ormai tradizionale 4-4-2 e non ci sono emozioni da segnalare, per cui mi lascio alle domande da studio. Ecco, allora, come al solito tu sei l'esperto per quanto ci riguarda di Serie D. Prima del collegamento parlavamo del Tamai che quest'oggi gioca con la Luparense e che è in piena zona playoff dopo la bella vittoria di domenica scorsa in trasferta. Questo Tamai è attrezzato secondo te, Pierantonio, per rimanere ai vertici della classifica? Ma guarda, se questa domanda ovviamente me l'avessi fatta inizio stagione ti avrei risposto che probabilmente l'obiettivo del Tamai sarebbe stato quello di una salvezza tranquilla, ma a questo punto non possiamo, ecco, non poniamo limiti alla formazione di Agostini, anche perché ha dimostrato anche con avversari sulla carta superiori di poter giocare alla pari, e per cui oggi a questo punto di vista è un test molto importante, perché uscire con un risultato positivo dal campo della Luparense, che a mio giudizio a livello di rosa è una squadra quantomeno da playoff, sarebbe un'ulteriore conferma della bontà delle ambizioni del Tamai, per cui diciamo aspettiamo quest'oggi a vedere cosa succede. Di certo non escludo che il Tamai possa rimanere lì fino alla fine, anche perché ha un ottimo allenatore, sì. È una rosa, è un gruppo veramente molto omogeneo tra giocatori esperti ma anche giovani veramente promettenti. Speriamo, ecco, che non sia penalizzato dagli infortuni quest'oggi, per dire giocherà con importanti defezioni in difesa. È ovvio che non sarà facile, perché appunto la Luparense è un signor attacco, tra cui ricorderai bene Marco Beccaro, giocatore che sì. l'anno scorso ha deliziato la platea di Sacile. Ecco, invece durante la settimana si sono fatti sentire questa volta i giocatori della Triestina, no, Pierantonio? Sono Sì. cose proprio sgradevoli del calcio, no? Dicendo noi ce le stiamo mettendo tutta, ma qua non vediamo soldi dall'inizio campionato, andiamo in trasferta con le nostre macchine, ci alleniamo con la nostra roba, perché addirittura non hanno neanche le divise di allenamento la Triestina. Una situazione molto molto grave a Trieste. Senza dubbio, ma questa è una situazione ormai che non si protrae da qualche tempo. Diciamo che quando si parla di Triestina si rischia di essere molto spesso ripetitivi, no? Sì. Ormai è una storia tormentata ormai da diversi anni. Mi dispiace, come ho avuto modo di dire proprio anche nella tua trasmissione, insomma, che una piazza come Trieste, Sì. uno stadio gioiello come il Rocco,
debbano vivere questa realtà. Bisogna essere però anche molto realisti, guardare in faccia in questo momento la situazione. C'è una proprietà che ha già manifestato più volte l'intenzione di vendere, da quello che so io comunque vuole vendere, però cercando di ricavare anche qualcosa dalla vendita, per cui in questo momento fa fatica a trovare degli acquirenti, perché ovviamente è molto più facile acquisire una società, ovviamente non lo voglio assolutamente augurare alla Triestina, ma dopo un fallimento, no? Piuttosto che acquisire una società invece con debiti e crediti, come sarebbe in questo momento prelevare la Triestina. Ecco, e poi... Tra l'altro appunto ci sono dei giocatori, come dicevi tu, che stanno onorando la maglia, però onorando la maglia esclusivamente per passione. E poi quest'oggi c'è questo derby, no? UFM Monfalcone e Fontanafredda, che può essere una specie di ultima spiaggia per il Monfalcone, che si trova ultimo in classifica, vero? 4 punti, e il Fontanafredda che invece dopo la decisione societaria, no? di lasciare a casa, per farci capire da casa, anche se non è bello dirlo, 3 giocatori del calibro di Moras, Zambon e Casagrande, dopo il pareggio di domenica scorsa 1-1 proprio con la Sacilese, oggi Fontanafredda, al contrario del Monfalcone, deve andare a dimostrare che la scelta è stata oculata, vero Pierantonio? D'accordissimo, partita delicata per entrambe le squadre, quella di oggi a Monfalcone. Da un lato, come dicevi tu giustamente, insomma, Monfalcone che viene da 5 sconfitte consecutive, un cambio di allenatore che purtroppo per il momento non ha portato ai frutti sperati, e per cui se non è ultima spiaggia, insomma, comunque, anche perché insomma non siamo ancora probabilmente a questi livelli, però è chiaro che se la squadra non inizia a darsi una scossa diventerà molto molto dura poi recuperare. Certo. Dall'altra un Fontanafredda che ricordavi tu giustamente viene da 3 importanti tagli, perché insomma i giocatori tagliati, ricordiamo, erano 3 pezzi pregiati della campagna acquisti, e più da voci che continuano sulla panchina di Maurizio De Pieri, per cui nonostante insomma quello che ha fatto il mister, perché insomma riconosciamo che è l'allenatore che ha portato Fontanafredda in Serie D, l'allenatore che l'anno scorso l'ha salvato anche a dispetto di tutti i pronostici contrari, è salvato molto brillantemente oltretutto, però sappiamo che il ruolo dell'allenatore, no, quando si fa l'allenatore la memoria non esiste, e infatti anche adesso si trova a essere in discussione l'operato di mister De Pieri, per cui una sconfitta oggi a Monfalcone non dico che potrebbe portare a qualche clamorosa svolta, ma di certo non aiuterebbe al momento delicato dell'allenatore. Ecco, nel frattempo siamo più o meno al 17° e nulla succede in nessun campo, incredibile, vero? Sì, questo conferma a volte non l'impasse che si ha, anche qui a Sacile. Nel frattempo, nella nostra chiacchierata, non è successo niente di particolarmente eclatante, le squadre continuano a studiarsi e ovviamente vedremo di sentirci poi in seguito qualora ci siano aggiornamenti. Perfetto, Pierantonio, grazie del punto sulla D che ci fai quotidianamente, no, ogni domenica. Sono proprio messo male oggi, sì che ieri non ho fatto Halloween, ci sentiamo più tardi, grazie Pierantonio. Ciao. Grazie. Allora, vediamo quella che invece, aspettando ovviamente i collegamenti con Trieste, ci manca lo Stadio Friuli ad Udine, dove c'è per noi Edi Fabris a vedere Sassuolo. Sassuolo? Il Sassuolo? Bello Sassuolo. Aspetta, che Sassuolo, Anna, è a... Benissimo, bravo. Che Sassuolo è in provincia di? No, è Novara. Quindi non è in provincia di Novara. Allora, prego la regia se riescono a contattare o lo stadio Nereo Rocca a Trieste oppure lo stadio Friuli ad Udine. Devo fare il lavoro anche da casa malata, ovviamente la Luparense gioca ad Aprilia. Benissimo! Però Luparense. No, c'è già chi ci ha mandato. Non proprio. C'è già chi ci ha mandato l'SMS con la esatte. località giusta. Però vorremmo sapere da voi, senza toccare ovviamente internet, Google piuttosto che Mozilla. Vorremmo sapere dove gioca appunto la Luparense. Gioca diamo un'indicazione, gioca in una cittadina che ha il nome di un santo. Di un santo, che non è il Vinsanto, ecco. No. Non è giusto? Che gioca ad Aprilia? No, non gioca ad Aprilia.
Incredibile, come dicevo, non sta succedendo niente neanche in eccellenza. Allora, vediamo quella che è la giornata dell'eccellenza di questa domenica. In eccellenza si gioca la nona giornata, mi sembra. Aspetta che giro il foglio. Sì, c'è la nona giornata e questa qua è la giornata, appunto, le partite che si giocano. Si è giocato a mezzogiorno Torviscosa-Chions e mi risulta che è finita 1-1. Vediamo se vi dico le cose dette bene, perché hanno fatto un anticipo esatto, 1-1. Torviscosa-Chions, quindi ovviamente la classifica che vedremo adesso dell'eccellenza hanno un punto in meno sia Torviscosa che Chions, quindi vedete Torviscosa va a 16 punti, Lumignaco vola sempre a 19 e via via tutte le altre squadre, che c'è anche la squadra di Elena, perché guarda la Gemonese che bene che va quest'anno Elena, Oggi, quest'anno il presidente Preto ha fatto veramente una bella squadretta, che poi non ha cambiato granché dall'anno scorso, però veramente la Gemonese sta viaggiando per i massimi. Questa dunque la giornata odierna, l'11ª giornata dell'eccellenza. Per quanto riguarda la Serie A, ovviamente comincia alle 15 la Serie A di quest'oggi, e oltre a Udinese e Sassuolo ci sono altre partite, diciamo, non interessantissime, ecco, perché ieri appunto si è giocato il derby di Torino e Inter-Roma con la vittoria dell'Inter. A mezzogiorno si è giocato Fiorentina-Frosinone 4-1 e questo pomeriggio si giocano, oltre che ad Udinese Sassuolo, Bologna-Atalanta, Carpi-Verona, Genoa-Napoli e appunto Udinese-Sassuolo. Questa la 11ª giornata in Serie A per quanto riguarda oggi pomeriggio, poi più tardi alle 20:45 ci sarà Lazio-Milan e domani ci saranno Chievo-Sampdoria e Palermo-Empoli. Abbiamo il gioco, allora se non abbiamo collegamenti andiamo subito con il gioco, il nostro gioco 1x2. Che cosa dovete fare? Dovete indovinare 1, X o 2 le partite come vanno a finire. Le partite di quest'oggi, eccole qui: Genoa-Napoli e ovviamente Udinese-Sassuolo. Genoa-Napoli 1, X o 2, Udinese-Sassuolo 1, X o 2. Naturalmente il solito premio 6 bocce di vino a etichetta Pascià, che le vedete qua davanti a noi. Al primo che indovinerà, mandando un SMS o un WhatsApp, indovinerà appunto il segno giusto di queste due partite, Genoa-Sassuolo. E a questo punto, siccome GP. Roberta si intende di calcio, secondo te Genoa-Napoli 1, X o 2? Sai cosa significa, no? 1, X o 2? No? 1 vince il Genoa, X fanno pareggio e 2 vince il Napoli. Napoli, quindi 2. E per quanto riguarda invece Udinese-Sassuolo? Sassuolo? Vedi che ti intendi di calcio. Non me ne vorranno gli amici dell'Udinese, no? GP. Prego! GP, abbiamo in onda Maurizio Mazzon. E allora andiamo a Monfalcone, vediamo cosa succede quando siamo più o meno al 22esimo. Maurizio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. A Monfalcone è appena andato in vantaggio il Fontana Fredda con l'ennesimo lancio tra i due centrali del Monfalcone abbastanza incerti. Quest'oggi si è inserito Alcantara, che sull'uscita del portiere con un pallonetto di testa ha infilato la porta. Nel proseguo di questa azione il centrale e il portiere del Monfalcone si sono scontrati ed è ormai 2 o 3 minuti che sono per terra, stanno curando i sanitari della squadra di Cane. Certo, quindi non una bella partita. No, fino adesso è stata abbastanza piacevole, le due squadre si vogliono vincere la gara, però insomma qualitativamente non è che possiamo aspettarci grandi cose, ecco. Ho capito. Adesso il portiere del Monfalcone sta uscendo in barella, sì, perché probabilmente il colpo subito nello scontro col suo centrale ha avuto la peggio, insomma. Benissimo, allora il risultato bloccato sullo 0-0 al 23. No, cosa dici? No, scusami. Ha segnato Alcantara su questa azione, perdonami, ha segnato Alcantara. Scusami. Si è inserito in questa uscita maldestra del portiere centrale difensivo e ha infilato di testa. Perfetto, scusami, non avevo capito, perché sto facendo mille cose, sono da solo oggi, Maurizio. No, tu hai troppe donne lì, ho già capito io, se ti confondi dopo, è normale. Ho anche una certa età, cosa vuoi? Allora, sbloccato il risultato dal Fontana Fredda, quindi UFM 0 e Fontana Fredda 1. Grazie Maurizio, ci sentiamo più tardi. Grazie a voi. Si è sbloccata anche a Moto di Livenza, perché la Liventina va sotto col Campodarsego. Allora Liventina 0, Campodarsego 1, questi sono gli unici due risultati variati per il momento per quanto riguarda il campionato di Serie D, mentre in eccellenza non succede assolutamente nulla. Questo mi sembra
proprio incredibile. Cosa facciamo? Allora, parlavamo appunto del gioco, torniamo a vederlo appunto 1x2, potete giocare fin da subito Genoa-Napoli e Udinese Sassuolo. Roberta ci ha detto 2-2 perché lei vuole bene all'Udinese. Invece Anna, cosa dice Anna di Genoa-Napoli? Per me Per te? vince il Napoli. Vince il Napoli, voi giochi facile. E per quanto riguarda invece Udinese Sassuolo? Spero che vinca l'Udinese, però Vabbè, devi dire 1, X o 2? Sassuolo. Benissimo, che allegria! Tutti vogliono bene all'Udinese oggi pomeriggio, eh? Moreno. Genoa-Napoli X e Udinese-Sassuolo chiaramente 2. Benissimo. Monica, non puoi esimerti. Però io vorrei portare fortuna All'Udinese. Intanto cominciamo con Genoa-Napoli. Quello dico 2. 2 anche tu. 2 e 1. Invece Lorenzo? Anch'io dico 2-1. 2-1. Siete gli unici due per il momento a dare vincenti l'Udinese. Anime caritatevole. Elena? Io dico X e 1. Elena dice X e 1. Massimo? Quale dei due? Sì, Massimo Dubini, dai, il cantante. È venuto per dire così. Genoa-Napoli secondo me vince il Genoa, quindi 1. Pensa, tu invece sei l'unico a dare 1 al Genoa. Udinese-Sassuolo. Udinese 1. 1. Allora andiamo dall'altro Massimo, che è quello vicino a me, Massimo. Ma allora, Genoa-Napoli io confermo il 2. 2. Mi metto sulla barca più nutrita. E invece la partita che sta cominciando proprio davanti al nostro naso? Ma proviamo a dire 1, dai. 1. Sì. Manca Giulio, che dice? Io dico X e 1 per l'Udinese. X e 1. Perfetto, allora io direi così, anticipiamo la bara pubblicitaria, cerchiamo di collegarci con lo Stadio Rocco e con lo Stadio Friuli, che dove sono due partite importanti. A Trieste si gioca a Triestina, a Montebelluna, naturalmente ad Udine sta per cominciare tra pochi istanti, io ve lo sia tra 4 minuti, proprio Udinese Sassuolo. Ci fermiamo solo per un attimo, tra poco appunto altri collegamenti, ci sarà la grande musica dal vivo, queste due splendide ragazze che ci parleranno un po' di tante cose, parleremo di Pordenone Bassano. Purtroppo non abbiamo gli highlights perché noi chiudiamo il programma a 12:30 e la Lega Pro non ce li ha ancora mandati, per cui ci dispiace non farvi vedere i 3 splendidi gol. Ci farai lo slow motion tu in diretta dei 3 gol. Certo. Tu e Lorenzo mimate, sai, è bello, anche perché siete anche voi atletici avvenenti, sì. E quindi verranno facciamo anche bene. Facciamo lo slow motion. Anche l'azione il replay, fate anche il replay. Tutto quanto. Da telecamere diverse ovviamente. Da posizioni diverse, inquadrature diverse. Perfetto. E anche con il fermo immagine. Con il fermo immagine, naturalmente soprattutto quello dello stacco di testa. Lo stacco di testa tu ti fermerai a mezz'aria. A mezz'aria per non più di 40 secondi. Rimarrai là. Rimango lì e descriverò nel frattempo l'azione rimanendo sospeso a mezz'aria per 40 secondi. Benissimo. Tutto ciò non subito, a tra poco. A tra poco. Se unisci lo stile più raffinato della moda uomo alla più affascinante moda donna, nasce Miotto Abbigliamento. Finalmente insieme nel nuovo spazio di abbigliamento uomo-donna ad Azzano Decimo. Vieni a scoprire le nuove collezioni autunno-inverno. Miotto Abbigliamento, il tuo nuovo spazio ad Azzano Decimo in via Trento 3. Automobili Pordenone, una nuova offerta per te. Ford Focus 1600 TDCi 115 cavalli, Station Wagon anno 2012, climatizzatore, volante multifunzione, cerchi in lega, Bluetooth, cambio manuale 6 marce, motore Euro 5, tua con incentivo a 9.500 euro. Garage Venezia Automobili, passa a trovarci, siamo sempre aperti. La passione nel coltivare, l'arte del trasformare. Cason Brusà, vini bianchi come Lison e Chardonnay, rossi di Refosco e Cabernet, le bolle del Prosecco e del rinomato Rosé, dalle riserve le eccellenze, Bronte e Telemaco. Vieni a vivere un'esperienza unica. Ti aspettiamo in cantina al Cason Brusà.
c'è un mondo che gira intorno a te. Il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now. I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da 6 euro. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now. Fai un salto da noi. E la storia continua. Birreria Monaco, una tradizione. Venite a gustare le ottime birre, specialità di cucina, piatti sfiziosi e deliziosi. Birreria Monaco, il venerdì sera la migliore musica dal vivo. Mirko e il suo staff vi aspettano per passare insieme splendide serate. Birreria Monaco, e la storia continua. I serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. Preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico. Ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. A Iplis di Premariacco. I fratelli Bozzetto da oltre 20 anni offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. Naturalmente 0-0. Edi Fabris in diretta dallo Stadio Friuli. Buon pomeriggio Edi. Forse. Sentiamo se c'è Edi. Dovrebbe esserci. Pronto Edi? Ci sei? Abbiamo difficoltà. Vediamo magari... Allora, nel frattempo, mentre vediamo di effettuare il collegamento, forse non ci sente lui. Ci sono delle variazioni in Serie D, purtroppo la Triestina va sotto col Montebelluna, quindi Triestina 0, Montebelluna 1, le altre due partite variate in Serie D sono, come dicevamo, Liventina Campodarsego 0-1 e Monfalcone Fontana Fredda 0-1. Per quanto riguarda invece l'Eccellenza, fatto salvo il pareggio di mezzogiorno di Tor Viscosa, Chions 1-1, l'unica partita con risultato variato al momento è Kras-Repen ISM Gradisca 1-0 per quanto riguarda il Kras-Repen, che è andato in vantaggio col gol di Paor, mentre invece a mezzogiorno hanno segnato Verrillo e Dal Forno per Tor Viscosa Chions 1-1. Enrico, abbiamo lo Stadio Friuli? Sì, dovremmo averlo. Vediamo se riusciamo a collegarci, siamo al secondo minuto. Pronto Edi, ci senti? Giovanni, sì, l'incontro è iniziato da circa 2 minuti e mezzo, niente è successo ovviamente, le due squadre si stanno fronteggiando a centrocampo. È una partita particolarmente delicata per l'Udinese perché è reduce dalla figuraccia di Roma, mentre Sassuolo è reduce dalla vittoria sulla Juventus, quindi è contro una squadra proiettata in Europa League e oggi l'Udinese ha l'obbligo di vincere. Il pubblico la sta sostenendo per ora, speriamo che l'atteggiamento dei bianconeri sia lo stesso manifestato in questo inizio di partita, ecco. Propositivo. Edi, se mi senti, mi riesci a sentire bene, sì? Sì, certo. Ecco, allora, in settimana c'è stato un cambio di panca e il signor Donadoni, che era impredicato già quest'estate, si parlava di lui ad Udine, correggimi se sbaglio, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport che lui ha tentennato col Bologna perché
stava trattando anche coi Pozzo, ti risulta? Sì, Donadoni era uno dei papabili, come hai detto tu stesso, no? Quest'estate, così come era stato anche contattato Di Francesco, che appunto è l'allenatore del Sassuolo, poi si è puntato su Colantuono. Mi viene da pensare, perché Colantuono è un esperto in salvezze, la squadra che gli è stata messa in mano non è poi gran cosa e quindi si è puntato su di lui. Ma Donadoni sicuramente poteva essere l'allenatore che dava quel qualcosa in più con quello che gli è stato messo in mano. Ecco, ma dico, la mia domanda era, ti risultava che anche adesso stavano trattando i Pozzo con Donadoni? No, Colantuono almeno apparentemente per ora è inattaccabile, perché forse la stessa proprietà è conscia che lo spessore tecnico della squadra non è eccelso e quindi non individuano in Colantuono eventuali colpe, ecco. Certo. E quindi è una voce che secondo me non ha fondamento, almeno io non ho avuto controprove di questo. Ecco, quest'oggi schiera l'Udinese, Colantuono schiera in campo di nuovo la squadra che ha battuto il Frosinone, quindi fuori Turra anche. Ma Iturra sì, è squalificato, no? Quindi in ogni caso non può giocare. Comunque ha ripresentato Lodi, che è un po' il metronomo del centrocampo, no? L'elemento per ora irrinunciabile, no? E a Roma si è visto. E poi la coppia di punta è Però di Natale e davanti a Carnesi si è schierato nuovamente Felipe al posto di Piris. Ecco, quindi la formazione che ha battuto pur senza troppa gloria il Frosinone, dobbiamo sottolinearlo. Si è vinto in maniera un po' risicata anche contro il Frosinone. Oggi comunque l'importante è non perdere, perché il Sassuolo è motivatissimo alla ricerca di un'Europa League che per questa società cresciuta gradualmente, una piccola società, sarebbe un traguardo non da poco, ecco. È un po' come l'Udinese di qualche anno fa, ecco. Sì, certo. Allora Edi, io direi ci aggiorniamo più tardi, nel frattempo l'Udinese in avanti, magari tu questa azione l'hai già vista, perché ovviamente noi abbiamo il ritardo del satellite, un cross dalla sinistra per l'Udinese, il portiere che esce para, infatti avevamo sentito già l'urlo dello stadio Friuli, sì. Presa diretta, in presa diretta. Una bella uscita del portiere del Sassuolo sui piedi di Terò, mi sembra che fosse, così da lontano. Sì, è intervenuto, sì, esatto. Sì, esatto. Perfetto Edi, grazie e ci sentiamo più tardi. A più tardi. A più tardi. Dunque, parliamo un po', allora, sono 5 minuti la prima azione dell'Udinese, con una bella cross basso tagliato che ha visto il portiere del Sassuolo uscire sui piedi di Terò e sventare il pericolo per quanto riguarda la squadra emiliana. Invece ieri sera calcio spettacolo al Bottecchia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Perché ci avete promesso le slow motion, quindi... Ecco, raccontaci allora ieri sera della partita, così un po'. Ieri sera abbiamo visto un gran Pordenone che, a differenza nelle altre partite, soprattutto nel secondo tempo, la squadra era molto più arretrata e quindi faceva un po' fatica. Ho visto un Pordenone che comunque ha attaccato per tutta la partita. Ricordo il valore comunque del Bassano, non avevamo l'ultimo in classifica di fronte, ma avevamo la prima in classifica. E niente, una squadra molto compatta, un bel gioco, molte occasioni create, tripletta di Decenco che è riuscito a sfruttare al meglio le occasioni che gli si sono presentate e niente, un grandissimo Francesco Finocchio, ha fatto numeri veramente da giocatore fuori categoria. Stessa cosa per Luca Cattaneo, che comunque, non serve dirlo, è un motorino inesauribile sulla fascia. E niente, un bel Pordenone, bel gioco, una partita veramente divertente, valeva la pena andare, sì, valeva la pena esserci. Bene, allora il prossimo turno è domenica prossima a Padova, ma di questo ne parliamo dopo, anche perché voi come Pordenone Fan Club organizzate la Stiamo organizzando una trasferta, esatto, quindi sì, con la più tardi Corriera. avremo tanto spazio per questo. Torniamo invece al nostro gioco, perché non sta succedendo niente da nessuna parte, a meno, no scusatemi, succede qualcosa, mi sono dimenticato, perché il Montebelluna ha fatto il secondo gol al Rocco a Trieste, quindi Triestina 0, Montebelluna 2, gli altri risultati della Serie D variati, Draw Montebelluno 1-0,
Liventina Campodarsego 0-1, come detto Triestina Montebelluno 0-2, UFM Monfalcone Fontana Fredda 0-1. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, l'unico risultato al momento variato è il vantaggio del Cras Repensuli SM Gradisca per 1-0. Bella azione dell'Udinese sulla sinistra, ma chi è entrato era Fernandez, è arrivato diciamo all'altezza dell'area piccola sulla fascia sinistra, ma è stato rimpallato il tiro di Fernandez da un difensore del Sassuolo e quindi sarà corner. Ci è arrivato anche un SMS, difficilissimo far tutto da solo, un dolce saluto da Cristina con le mani in pasta. Ciao a tutti. Messaggio criptico di Cristina. Cosa significa con le mani in pasta? E lì potrebbero esserci tanti significati, sì. Roberta, secondo te cosa significa questo con le mani in pasta? Starà facendo qualche dolce. Starà facendo Ma perché ha messo due, vedi, ha messo 2 punti esclamativi, questo non riesco a capire. No, di domanda, non esclamativi, perché esclamativi è con le mani in pasta. Avrà sbagliato. Avrà sbagliato. Cristina, avrà sbagliato la dose forse dell'impasto. Una domanda, magari voleva sapere nell'impasto cosa doveva aggiungere per raggiungere l'impasto del pasto. Il pasto dopo l'impasto, prima si impasta, poi si cucina e alla fine si pasteggia. Che bello. Per fare la pasta. Perché se no potrebbe essere non si impasta. Benissimo. Bene, vedo che decolla benissimo questa domenica pomeriggio. Allora, torniamo al gioco, potete giocare fino alle 16:15, ovvero all'inizio dei secondi tempi. Il gioco, naturalmente è il solito gioco, il nostro 1x2, dovete dirci tramite WhatsApp o SMS i 2 risultati, ovvero i segni 1x o 2 di queste 2 partite, Genoa-Napoli ed Udinese-Sassuolo. Allora, come al solito, io adesso mi prendo il teletrasporto, ma mi prendo anche la macchina del tempo, perché in realtà, siccome a Casarsa al Pasciano ho fatto ieri una bella festa di Halloween, io adesso faccio un salto indietro nel tempo, perché ho chiamato, sai, il professore, quello del Ritorno al Futuro, mi ha imprestato, hai visto qua sotto che c'è la macchina? Ah, era la tua? Sì. Hai detto, guarda, cerchi che vuol tornare giovane. Sì, di un giorno, esattamente di 24 ore, quindi io mi teletrasporto con la macchina del tempo a ieri pomeriggio. Vado naturalmente al Pascià dove c'è Chiara e Cristina, così vediamo le quote delle 2 partite Genoa-Napoli ed Udinese-Sassuolo. Con quelle quote potrete avere le idee ancora più chiare, secondo me no, ma non importa, su come giocare al nostro gioco. Me ne vado a Casarsa, ci vediamo tra poco. Posso dire di aver provato tutte le esperienze. Insomma, non avresti mai detto com'è? Di travestirmi in Montebana con le orecchie da coniglio. Ma non sono a coniglio. Da cosa sono? Gattina. Non sono a coniglio queste. Coniglio. Ma allora un coniglio che gli hanno mozzato le recce. No. Sì. Un coniglietto nano. Oh, lasciate perdere. Buongiorno, ve lo dico io perché allora, oggi abbiamo fatto una cosa strana, no? Perché oggi è domenica. Oggi è domenica. Esatto, quindi non si dovrebbe andare in giro vestiti così. No, perché oggi se no mi prendono per matti come mi stanno prendendo a me adesso. No, perché oggi è tutti i santi. Sì, sarebbe una giornata. Beh, ma sono vestita di nero. Sì. No, domani sono i morti. Oggi sono i santi, oggi è festa. Aspetta, lunedì è festa? No. Da lavorare. Allora io oltre alla macchina del teletrasporto, no? Esatto. Ho preso anche la macchina del tempo. Esatto. Che quest'anno il ventennale di Ritorno al Futuro. Esatto. No? Ecco. Il ventennale? Boh. No. Sì, che c'era il 21 ottobre 2015 andavano. Sì, no, che andavano, sì, che andavano con la macchina, sì. Bello, guarda che sole che c'è anche oggi. Sì, fantastico. Siamo sotto l'ombrellone che non serve assolutamente una cippa di niente. Anzi, sarà un covo di pugliese che metta basta. Benissimo. E allora 1x2, Pascià di Casarsa, ciao a tutti da Casarsa. Buongiorno. Con la coniglietta, anche se per me è una gattina, ma non importa, Chiaretta. Sì. E poi vedremo anche dopo la Cristina dentro. Sì. Ed è tanta carina perché è da diavoletta. Sì. Bella diavoletta, eh? Vabbè. Tanta roba. La mia collega. Ma è fidanzata Cristina? È fidanzata Cristina? Sì, convive. Che ma non era per me, era per gli amici a casa. Sai che io non esercito da anni oramai, figurati. Io oramai sono fuori dai giochi. Sei in pensione? Sì, ma da tanto anche, sì. Allora, le partite di questo pomeriggio sono Genova-Napoli. Genoa e
E Udinese Sassuolo. E allora, vediamo, diamo una mano ai nostri amici che stanno giocando al gioco, questo gioco pazzesco che è l'1x2, dove si vincono robe pazzesche, fantastiche. Esatto, vediamo allora le quote di Genoa-Napoli. Allora, il Genoa dato per perdente 4,50. No, vincente. No. 1 a 4,50. Sì, ma è dato per perdente per le quote, perché sono alte. Cioè, vedete, io sono 2,30. Ecco. Più over. Attenzione, giocatelo perché lui le prende tutte, uno Ecco. più over. Allora, torniamo però dopo c'è l'Udinese. Intanto facciamo Genoa-Napoli, il pareggio tra Genoa-Napoli. E 3,50. Bene, e poi invece la vittoria del Napoli ovviamente. 1,80. Paga niente perché. Il Napoli è secondo in classifica. Che brava! Hai studiato? Cazzo! Che culo! E dietro alla Roma. Meco, Stuca? Ciappa! Adesso vediamo invece quella. No, non ne so altre. Allora, Non ne so altre. seconda partita di questa domenica 1 di novembre, Udinese Sassuolo, come dicevi prima tu. Esatto. Udinese 2,30. Quindi non male. No. Pareggio 3,20. Sì. 3,15. Ecco, quindi 3,20 e 3,15 pareggio vittoria del Sassuolo. Ma la mia domanda esattamente come domenica scorsa è: se il Sassuolo è così in alto in classifica, perché il Sassuolo è alla prima pagina del televideo, sicuramente, quanti punti ha in classifica? 18, 56. No, ma è parata anche giusta. Era 18. Ragazzi, devo giocare Almeno mi sembra. Come mai è dato a 3,15 se l'Udinese invece ha solamente. Perché quelli della SNAI vivono a Udine e quindi. No, di bene. L'Udinese quanti punti ha in classifica? 12? Quasi 11? No, è il numero fortunato. E soprattutto è sulla seconda pagina del televideo. Sì. E che posizione è in classifica? Quante squadre ci sono? 20. Quindi sarà 12ª, 13ª. Quint'ultima. Minchia, che culo! A quanti punti dalla zona della 5. Bravissima! Tutte botte di. D'altra parte hai anche un bel lato B, quindi è giusto che. No, oggi è nascosto. Oggi è nascosto. No, c'ho anche il vestito. Allora, che cosa vincono i nostri amici? Allora, vincono. Che secondo me ce ne siamo già bevuti io e te, a forza di minchiate qua. Prima di venire a lavorare. E 6 buonissime bottiglie del vino Pasqua. Scelte da voi, perciò se non vi piace il rosso non vi preoccupate, abbiamo anche il bianco. Non c'è. Allora. Champagne non ne abbiamo ancora. Facciamo una petizione per Silvano che per l'inizio dell'anno vogliamo le bottiglie di champagne a etichetta Pascià. Esatto, da perché ci sta sciabolare. Ci sta champagne Pascià sciabolare. Sciascià. Sì. Vai Silvano. Siamo proprio scemi. Sì, abbastanza. Allora, allora oggi sia alle 18, oggi è sabato, cioè noi siamo in realtà, stiamo girando di sabato perché io sono andato con la macchina del tempo, no? Perché se no non mi trovate vestita così domani. Oggi domenica non trovate lei così, neanche la Lucia. Io spero per voi che siate venuti a vedere alle 18 il derby che è. Non sai neanche cosa giocano oggi. Non ho neanche guardato. Cosa gioca oggi? Allora, Juventus Torino. E soprattutto la partita alle 20:45 che è pazzesca perché sono la prima con la seconda, ovvero sia. Posso spezzare una lancia a favore di Valentino Rossi? Ma cosa c'entra con noi? Valentino! Non corre oggi, corre domenica prossima. No, non domenica questa. No, domenica prossima. Buongiorno. No, dicevo che poi stasera alle 20:45 c'è il match clou della giornata che è prima contro seconda che è Roma-Napoli? No, se c'è Genoa-Napoli è difficile che sia Roma-Napoli. La prima, siccome al secondo posto sono 3 squadre, Roma Inter. Esatto. Allora dovete sapere che nella pausa pranzo, ovvero sia
praticamente, no? Tra il primo e il secondo tempo, nella ricreazione dei giocatori, sì, la ricreazione. C'era spettacolo sexy oggi, la Cristina, sia alle 18, dalle 18.45 alle 19 e dalle 21.30 alle 21.45 spettacolini sexy qua con le nostre amiche. Però se siete venuti ieri sera l'avete visti, oggi non c'è. Mi dispiace. Ce ne andiamo? Torno in studio? Sì, mi sa che è meglio. Adesso cosa faccio? Se no io mi prendo... Bevo la birretta o bevo il macchiatone? Sta tramontando. Mi stai tramontando, guarda dov'è. Un'ora è tramontato. Birra io la prossima c'è Valentino. Senti, ma già l'abbiamo visto lo spettacolo sexy? E ci ricopriamo di fette di salame. Ha fatto tipo il body sushi solo e il body friulan. Body friulan. Per combattere quest'idea che hanno che la casa mi sa che ti fanno male. E sotto nude naturalmente. Ovviamente. Rigorosamente. Io ho la pancetta. Mi sa che vengono di sotto con la pancetta. Ok, allora abbiamo visto, sono già tornato, avete visto che veloce, ho fatto un salto in avanti da ieri, sono tornato ad oggi, insomma tutto un casino. Come i messaggi che ci stanno arrivando, perché questo adesso io vorrei che i nostri amici in studio, nel frattempo l'Udinese ha avuto un'azione da gol, però purtroppo non è andata ancora 0-0, naturalmente potete sempre vedere in sovraimpressione che l'aggiornamento è in tempo reale. No, volevo anche darvi gli aggiornamenti in Serie D perché il Tamai è andato in vantaggio a Luparense con la Luparense per 1-0, quindi Luparense 0, Tamai 1 e il Belluno ha pareggiato col Draw, quindi Draw 1, Belluno 1, la Liventina è ancora sotto col Campodarsego, Liventina 0, Campodarsego 1, la Triestina sta perdendo col Montebelluna per 2-0 e il Fontana Fredda sta ancora vincendo col Monfalcone per 1-0 quando dovrebbero essere finiti i primi tempi o comunque siamo nei minuti di recupero. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, incredibile ma vero, l'unico risultato cambiato è Cras-Repegni ISM Gradisca 1-0, tutto il resto è 0-0, quindi dei primi tempi veramente equilibrati in eccellenza. Adesso volevo vedere se i miei amici in studio mi danno una mano questo messaggio. L'albero l'ho trovato, mi manca il bar, per il campo vi richiamo. È probabilmente sbagliato Stradina Bianca perché ce ne sono due, c'è una biforcazione. Ma quale albero che ha trovato? Per arrivare a Luparense. Non ho visto il bar, avrei sbagliato la biforcazione. L'albero l'ho perché sono trovato. sicuro. Secondo me l'ha preso in bino l'albero. E poi un altro amico che ci scrive, non so se guardare Moreno o le bimbe a fianco. Facciamo un sondaggio. Cioè, fate voi in coscienza. Elena, tu guarderesti più Moreno o più Roberta e Anna? Facciamo un insieme e non se ne parli più. Benissimo. Diplomatica. Tu Monica chi guarderesti più volentieri? Condivida, dai, non possiamo mica fare solo uno, solo l'altro. A te non chiedo perché andiamo una porta Perché? Ma come perché? Tu che guardi Moreno invece che Anna o Roberta? Perché no? Vabbè. Stai attento che sei in macchina con me, e sono 50 km. No, ma Capisci a me? Sì. GP in linea Franco Tonon. E allora andiamo subito a Morrupino. È finito il primo tempo, Presidente? Sì, appena finito il primo tempo qui a Morrupino. Fortuna che l'unica nota positiva è che è calata l'amore e si può giocare. Perdiamo una... Ditela a perdere 1-0, l'unica occasione avuta dal Reppen qua e hanno realizzato un po' di pasticcio difensivo, che questa è una costante ormai da un po' di partite, stiamo perdendo 1-0. Nessun'altra nota né da una parte né dall'altra, ecco, tutto qua. Ecco, siccome tu Presidente sei un grande uomo di sport e di calcio, soprattutto di questa categoria dell'eccellenza, come si spiega che è tutto 0-0? A parte Cras-Repegni, ISM Gradisca, a noi risulta così. Ma io penso che in questo momento qua le squadre fanno un po' di riflessione, tirano anche un attimo di fiato chi ha fatto i punti secondo me, perché molti sono partiti con una preparazione anticipata. Sì. Poi dopo l'8ª giornata cominciano a pesare le ammonizioni, gli infortuni e qualcheduno magari fa anche dei conti dei rientri o
o prendere un attimino un po' di tempo per mettere a punto eventualmente qualcosa che non va nelle formazioni. Penso che sia questo il motivo. Io, ecco. Sì, perché io non mi ricordo in 3 anni che facciamo questa trasmissione che un primo tempo sia finito con tutte le squadre sullo 0-0, a parte una partita, appunto, in questo caso Cras-Repen ISM Gradisca 1-0. Io non me lo ricordo, tu te lo ricordi? No. No, non mi ricordo anch'io, però succede sempre verso la settima, ottava, una pausa, se vedi anche dei risultati, non ci sono più i 4-0, i 3-2, i 3-1, cominciano a pesare anche i gialli, Certo, ecco, certo. Un po' così, ecco. Bene, allora bene, noi ci sentiamo nel secondo tempo, Presidente, grazie e in bocca al lupo per l'ISM. Grazie anche a voi, Ciao, a dopo. Buongiorno. Allora, per augurare un in bocca al lupo a Franco Tonon, che è un nostro grandissimo amico, e soprattutto agli amici di Gradisca, che cosa ci cantate? Naturalmente deve riguardare Gradisca di Sonzo e l'Itala San Marco. Una canzone sui cantieri. No, so che dovevo vedere tutto. Sono finiti i cantieri. Sono finiti i cantieri? Sono finiti i cantieri. No, ce l'abbiamo, sui cantieri sicuramente. Avete una canzone sui cantieri? Beh, diciamo sulla struttura del cantiere. Sulla struttura del cantiere. Allora, primo brano per Yama, Caduca. Pensa male, aiuta solo a camminare, un passo dietro l'altro e fuori il buio non va mai via. La monotonia respirare sempre quello che non si sta. Stessa cosa. Bravissimi. Dunque, a Trieste o si stava finendo il primo tempo o si stava cominciando il secondo, perché non riesco a capire questo 3-0 del Montebelluna. È indifferente. Comunque, appunto, il Montebelluna fa il tris a Trieste, quindi Triestina Montebelluna 0-3. Gli altri risultati della Serie D: Abano Calcio Calvino Ale 0-0, Dro Belluno, scusatemi, 1-1, Giorgione La Fenadora 0-0, Luparense Tamaia ancora 0-1, Liventina Campodarsego 0-1, Sacilese Este 0-0, come detto Triestina Montebelluno 0-3, Monfalcone Fontana Fredda 0-1,
E incredibile anche il Venezia, che ancora il pareggio, oramai i primi tempi sono finiti, dovrebbero cominciare i secondi 0-0, e Virtus Veco Mestre 0-0 in Serie A. Dopo il 27esimo, 28esimo, tutto è ancora sullo 0-0. Che giornata incredibile, no? E nei primi tempi dell'eccellenza, l'unico, come dicevamo al telefono prima con il presidente dell'ISM Gradisca, Franco Tonon, è ancora 1-0 Cras ISM Gradisca, e invece tutti gli altri sono 0-0. Quindi una domenica, forse che abbiano festeggiato Halloween, Roberta, ieri, anche giocatori di calcio? Probabilmente sì. Saranno tutti un po' così, no? Sul campo, un po', no? un po' ritronati. A proposito, tu cosa hai fatto ieri sera? Ieri sera niente, ero un po' in giro. Eri un po' in giro? Ma non ho fatto tardi. Non hai fatto tardi? Cosa significa? No, entro mezzanotte. Ah, proprio come le principesse. Devo venire qua. Ah, per quello, perché devi... Tu invece, Anna, ieri sera come hai festeggiato Halloween? Sono andata al cinema e anche io non ho fatto tardi. Ma come al cinema? Sì, sì. Ma Halloween si festeggia al cinema? Ma ci tenevo a vedere un film. Che film? Raccontaci. Ho visto il film The Last Witch Hunter. Che tratta di? È l'ultimo cacciatore di streghe. Ah, ecco, beh, quindi in tema era, sì, no? Sì, ma tu ti ritrovavi nella strega o nel cacciatore? No, nel cacciatore. Ah, ecco, sì, no, perché magari, ecco. Giovanni, io in onda Dimmi? ho Giorgio Pignatti in E linea. allora andiamo subito a Luparense, perché qua, caro Giorgio, c'è il gioco di scoprire dove gioca la Luparense, non dircelo. Tamai in vantaggio, bellissimo, Giorgio. Bellissimo, sì, perché un Eurogol di AU, tanto per cambiare, che è praticamente partito da centrocampo, palla al piede, ha saltato tutti e ha battuto Bazzichetto in uscita. Stiamo giocando bene, ma comunque la Luparense è una buona squadra, però ci sono pochi tiri in porta. Ecco, allora tanto gioco a centrocampo. Giorgio, facciamo un giochetto. Diciamo, l'unica azione che abbiamo avuto l'abbiamo realizzata. Beh, quello fa parte della grande squadra, no? Quando una grande squadra fa un'azione e segna, vuol dire che è una squadra costruita bene, che ha un grande gioco. Se ci danno la classifica di Serie D, Giorgio, facciamo questo giochetto da cui non puoi esimerti. Adesso noi vediamo la classifica della Serie D, ecco, e allora vediamo che il Tamai con questa vittoria va a 19 punti, è vero? Sì. Ecco, e in questo momento avvicina quelli davanti a loro, perché a parte il Campo d'Arsego tutte le altre pareggiano. Ma noi guardiamo sempre la sest'ultima, ecco, per il momento. Volevo arrivare qua, infatti, no? Ecco, volevo sentirti dire questa... Noi guardiamo sempre la sest'ultima, i punti di vantaggio, poi quello che viene vediamo, dai. Sì. No, perché state facendo veramente, anche prima parlavamo con Pier Antonio Stella, state facendo un grande campionato, è indubbio questo. Speriamo di continuare anche domenica col Venezia in casa, di fare un bel risultato. Ecco, anche perché il Venezia sta un non po'... ci giochiamo tutte le carte. Perché poi il Venezia sta un po' rallentando, no Giorgio? Ha dei passaggi a vuoto rispetto all'inizio campionato, che è partito 6 vittorie di fila e avanti, no? Il calcio è anche questo, sai che non tutte puoi vincerle, se no vanno tutti in Serie A. Sì, anche questo è vero, sì. Perfetto. Okay. Giorgio, grazie, ci sentiamo più tardi per altri aggiornamenti. Grazie. Allora, ad Udine c'è il gioco dagli attaccanti di Udinese a portarsi via la palla mentre si sta per tirare. È successo 2 volte in pochi istanti, hai visto, Moreno? Sì. Cosa dici di questa partita? Bellissima. Benissimo. Così... Io farei chiamare Roberta al papà che è allo stadio Friuli e sentire in diretta dal papà di Roberta i commenti, meglio di no? No, direi di no. Siete mandati al cinema con la signorina, forse. Meglio andare al cinema con la signorina piuttosto che sentire il papà di Roberta, perché il papà di Roberta non è neanche un tifoso dell'Udinese, tra parentesi, non potrebbe esserlo perché siete di Trieste, sarebbe uno scandalo essere tifoso dell'Udinese se non di Trieste. Perché il papà ha una splendida figlia ma un grosso difetto. È milanista. È milanista, esatto. Vabbè. Allora, stanno cominciando i secondi tempi in Serie D in eccellenza, in Serie A invece è ancora tutto sullo 0-0. Quando siamo giunti al 32esimo, ad Udine c'è una prevalenza territoriale dell'Udinese, in questo momento comunque il Sassuolo che è in attacco, però insomma per il gioco del calcio prevede di buttarla dentro. Attenzione al Sassuolo, cross sopra la traversa sbagliato da un giocatore del Sassuolo.
Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma non andate via perché tra poco ancora grande musica, vedremo bellissime foto, indovinate di chi? Mie ovviamente. No, tranquilli. Sì. Non vi spaventate. Si prosegue con l'altra domenica. A tra poco. Se unisci lo stile più raffinato della moda uomo alla più affascinante moda donna, nasce Miotto Abbigliamento. Finalmente insieme nel nuovo spazio di abbigliamento uomo-donna ad Azzano X. Vieni a scoprire le nuove collezioni autunno-inverno. Miotto Abbigliamento, il tuo nuovo spazio ad Azzano X in via Trento 3. Automobili Pordenone, una nuova offerta per te. Ford Focus 1600 TDCi, 115 cavalli, Station Wagon, anno 2012, climatizzatore, volante multifunzione, cerchi in lega, Bluetooth, cambio manuale 6 marce, motore Euro 5, tua con incentivo a 9.500 euro. Garage Venezia Automobili, passa a trovarci, siamo sempre aperti. La passione nel coltivare, l'arte del trasformare. Cason Brusà, vini bianchi come Lison e Chardonnay, rossi di Refosco e Cabernet. Le bolle del Prosecco e del rinomato Rosé. Dalle riserve le eccellenze, Bronte e Telemaco. Vieni a vivere un'esperienza unica. Ti aspettiamo in cantina al Cason Brusà. C'è un mondo che gira intorno a te, il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now! I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da 6 euro. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now! Fai un salto da noi. E la storia continua. Birreria Monaco, una tradizione. Venite a gustare le ottime birre, specialità di cucina, piatti sfiziosi e deliziosi. Birreria Monaco, il venerdì sera la migliore musica dal vivo. Mirko e il suo staff vi aspettano per passare insieme splendide serate. Birreria Monaco, e la storia continua. I serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. Preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico. Ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. A Iplis di Premariacco. I fratelli Bozzetto, da oltre 20 anni, offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. Eccoci rientrati in studio, brutte notizie dal Rocco di Trieste, si cala il poker, quindi Triestina 0, Montebelluna 4 e un altro risultato è variato, in questo caso in eccellenza, siamo all'inizio dei secondi tempi naturalmente, il Faivano va in vantaggio in maniera anche abbastanza clamorosa
sul Charlie Smuzzano, quindi Flaibano 1, Charlie Smuzzano 0, l'altro risultato variato in eccellenza è Krasrepen ISM Gradisca 1-0, tutto il resto è noia perché è tutto 0-0. Come d'altra parte anche in Serie A è tutto 0-0 su tutti i campi, quando mancano più o meno 7-8 minuti alla fine dei primi tempi, l'Udinese sta cercando ancora di attaccare, il Sassuolo fa le cosiddette ripartenze, questo termine una volta si chiamavano contropiedi, adesso si chiamano ripartenze, ma anche a Udine non è che c'è questa questo grande gioco, questa grande come posso dire, divertimento. Meraviglia forse, ma ricordiamo che arrivano da 3 partite giocate in 8 giorni tutti i giocatori, che il Sassuolo, che tanto bene ha fatto con la Juventus, ad Udine non riesce, no, Moreno, a esprimere il gioco espresso con la Juventus. Quindi i casi sono due, o l'Udinese è più forte della Juventus o il Sassuolo, in questo si vede che ha festeggiato Halloween anche loro ieri sera. Teoricamente l'Udinese deve essere più forte della Juventus perché ha vinto a Torino 1-0. Ma quello lasciamo stare, quella partita che è stata una cosa... sì. Però adesso mi sembra sia successo, non succede niente. No, semmai era un brutto fallo dell'attaccante del Sassuolo fatto su Felipe, mi sembra, veramente brutto, veramente un bruttissimo fallo, dato col piede in pratica sulla faccia di Felipe, che 4-4 è arrivato a Udine, no? Svincolato, e si è preso il posto da titolare, perché oramai Felipe è inamovibile in difesa, con Ertò fisso in panchina. Anche qua c'è da discutere se sia più forte Ertò o Felipe. D'altra parte Felipe, quando è chiamato in causa, sta giocando sempre molto bene. Come ad esempio, ci sono novità, Enrico, scusami, perché ogni tanto si sente, ogni tanto no, sto cercando di contattare qualcuno dai campi, ma non risponde nessuno. Benissimo, perché effettivamente non sta succedendo assolutamente niente. No, in questo momento la Manzanese è andata in vantaggio sul Rivignano, campo non collegato, e quindi Manzanese 0, Rivignano 1, quindi questo è un altro risultato cambiato al momento in eccellenza. Rivignano 0, Manzanese 1. Sì, scusatemi, ma oggi faccio tutto da solo e sono, come si dice in dialetto, un po' intrigato a fare le cose tutte da sola. Dunque, questa bellissima ragazza, che era Roberta, voi pensate, no, a volte quando si vedono delle belle ragazze si dice, vabbè, sì, è bella, ma perde ciuffoli, no? Perché lei studia, aspetta, dov'è? Studi all'Università di Trieste, 3° anno di economia internazionale. Un bel casino, Sì. Abbastanza. È una facoltà abbastanza impegnativa. Sì, e che cosa si studia? Vabbè, ovviamente economia. Economia e commercio, solo fatta totalmente in lingua inglese. Ah, bene. Quindi tu speak English molto bene. Sì. Spero che questo mi aiuti a trovare lavoro all'estero. All'estero, perché tu sei già stufa di stare in Italia alla tua giovane età. Vorrei fare 2 anni di specialistica fuori. Sì, i famosi master. I master. Nel frattempo vediamo le tue splendide foto. Ecco. Sì. Non le ho scelte io. Qua dov'era, ad esempio? Questa mi pare era la finale dell'anno scorso. Sì, le Miss foto che ci ha mandato Elisa, che salutiamo naturalmente. Sì. Perché tu, tra parentesi, sei anche Miss Excellence 2014 in carica. Sì, e tra un mese. Nel senso che ti stavi scaricando, ti hanno toccato il caricatore, no? Come si fa con l'iPhone, con quei telefonini. E quindi te ne vai a giugno alle prefinali nazionali di Miss Mondo a Gallipoli. Sì, a giugno partirò assieme ad altre 5 ragazze. Sì. E andremo a Gallipoli alle prefinali nazionali. Sì. E speriamo di arrivare tra le 50 finaliste nazionali. Ah, perché questa è una preselezione? Questa è una preselezione dove si arriva in 150 più o meno. Insomma, maschietti, vi rendete conto? Stare in mezzo a 150 ragazze. Un delirio. Ogni giorno. No, ma dico, no? Perché siete in 150. Si arriva in 150 e poi 150. Questione d'abitudine. Poi ne selezionano 50. Ne selezionano 50. Ma in queste selezioni, che tu sappia, come si svolge? Cioè, ci sono degli psicologi che dopo curano chi vi sta dietro per avere lo stress del 150 ragazze tutte insieme? Ci sono vari passaggi giuria. Dopo c'è una giuria di vari componenti che scelgono le 50 finaliste. Le 50 finaliste. Ma
è di quei concorsi che... Questa era molto bella questa foto. Grazie. Questa non ti piace? Sì, questa roba da Trieste. Trieste. Sì. Foto, naturalmente queste di fotografi, queste qua le ho scelte io dalla tua pagina Facebook, sono veramente bellissime foto. Grazie. No, dicevo, ma lì dovete fare i balletti con le cose tipo Miss Italia, in questo Miss Mondo, che tu sappia? Quando si passa alla finale. Alla finale, sì. Ho capito. Lì invece la prefinale... No, sono solo 3-4 giorni di casting, spostamento. Questo qua l'hai fatta ad Halloween dell'anno scorso. Oh madonna. Sì, questo era un post serata. Un po' serata? La seratina un po' pesante? No, era sempre un servizio fotografico. Sì, ovvio, si vede che la foto è assolutamente artistica, sì. No? Però avevi le sembianze un po', no? Pesante. Sì, un trucco pesante, appunto, stile Halloween. Sì, allora, mentre aspettiamo di vedere appunto cosa succede ad Udine, si giocano gli ultimi istanti, il risultato Moreno è ancora sullo 0-0 e anche Lorenzo, è molto divertente la partita, vero? Sì, 0-0 non potrebbe essere altrimenti. Da mostrare ai ragazzi nelle scuole calcio come non si gioca a calcio, no? Come non si affronta una partita. O i bambini per farli addormentare invece della nana potrebbe essere anche una soluzione. Quando i bambini non vogliono dormire, guarda che ti faccio vedere Udinese Sassuolo. Lì si addormentano subito. Nel frattempo il Sassuolo chiude la partita in attacco con cross contro cross, ma tutti assolutamente sbagliati. E a facilità Felipe, che è molto chiamato in causa, o se no ogni volta che io guardo il televisore vedo Felipe in azione, Felipe che sbroglia la situazione nella difesa dell'Udinese. Non stavo controllando se hanno segnato il quinto, ma no, Montebelluna è ancora tutto tranquillo. Potevamo vedere quella, no? Cosa volevi vedere? La lupa. La lupa. Sono 4 o 5 gol. Ah, no, ma quella no. Quella è Triestina. Questa è la Triestina che è col Montebelluna, il Tamai che gioca a Luparense gioca. A Luparense gioca. A Luparense. Sì, a Luparense. Allora ricordiamo il gioco se volete partecipare all'1x2, le due partite in concorso sono Genoa-Napoli che è ancora sullo 0-0 ed Udinese Sassuolo che è ancora sullo 0-0. Vediamo se ci sono dei cambiamenti. No, nulla succede. C'è però un SMS, vediamo se riusciamo a leggervelo in diretta. Mi sono tolto il dubbio, guardo le bimbe. Dai. Finita ad Udine 0-0, vediamo le altre partite, gli altri primi tempi della Serie A. Che cosa succede in Serie A? Un attimo che eccolo qua, mi sembra tutto 0-0 esattamente, quindi Bologna-Atalanta 0-0, Carpi-Verona 0-0, Genoa-Napoli 0-0, Udinese-Sassuolo 0-0, quindi i primi turni di questa domenica pomeriggio assolutamente sono soporiferi, oserei dire, perché è incredibile come sia tutto sullo 0-0. Ricordiamo che anche in eccellenza, quando si sta giocando in eccellenza il 16° del secondo tempo, solamente due variazioni, ovvero sia Flaibano Cerrismuzzane 1-0, Carasso del Pegni SM Gradisca 1-0, tutto il resto è sullo 0-0. Avete una canzone sull'1-0? Così. Io proprio sull'1-0 no. Su un pareggio, sul 2 giro, così facciamo. 1-0 no, abbiamo sull'infinito sì. Allora, sull'infinito? Sì, quello sì. Ma c'è, Moreno, tu che sei esperto di calcio, c'è un risultato infinito? Infinito? Brasile-Germania 1-7. Stanno ancora giocando. La partita. Un 1-7. Un 1-7 ma è comunque finito, quindi sì, sull'infinito. Sì, però è finito come gol, no? Fanne 7 tu, che poi abbiamo fatti 5 nel primo tempo, ma non importa. Quindi ci cantate? Cantiamo un pezzo che si chiama Scatti di Stelle. Scatti di Stelle? Sì, ci aiuta lui. No, Maurizio, inquadrami questo strumento che è eccezionale. Lui è Pero Caliente. Pero Caliente? Pero Caliente, sì, cane caldo. Che lui dovrebbe essere uno xilofono? Sì. Sì. No? Esatto. Benissimo. Alba Caduca. Si espande, si
immenso, che meraviglia, la meraviglia, è grande la fame del tempo, Dio la soccoltre di silenzio, e non ti salverà, ma l'idea e resta qua. L'uomo passa e resta qua. Si espande, si estende l'universo, è grande, profondo, immenso, si espande, si estende, si espande, si estende. Resta qua. Si espande, si estende l'immenso. Scarti di stelle, polvere di stelle, l'energia degli esseri, l'umanità e i suoi limiti. Scarti di stelle, polvere di stelle, l'energia degli esseri, l'umanità e i suoi limiti. Scarti di stelle, inciclicità. Bellissima, complimenti. Suona molto bene il cagnolino lì, eh? È proprio una figata. Allora, siamo al 20° dei secondi tempi per quanto riguarda la Serie D e l'Eccellenza. Un risultato variato a Sacile, l'Este si porta in vantaggio sulla Sacilese, quindi Sacilese Este 0-1. Ma andiamo a ricapitolare tutta la giornata. Quindi Abano Calcio Calvinoale 0-0, Dro Montebelluno 1-1, Giorgione La Fenadora 0-0, Luparense Tamai 0-1, Liventina Campodarsego 0-1, Sacilese Este 0-1, Triestina Montebelluna 0-4, Monfalcone Fontana Fredda 0-1, Venezia Lelico Terme e Virtus Vecum Mestre 0-0. Per quanto riguarda l'Eccellenza, siamo anche qui intorno al 21esimo, 22esimo a seconda dell'inizio dei secondi tempi. Flaibano Cialismuzzane 1-0, Crassa Repens Gradisca ISM Gradisca 1-0, Lumignacco Gemonese 0-0, a Rivignano la Manzanese ancora in vantaggio sul Rivignano per 1-0, San Vitese Tricesimo, Tolmezzo Vesna, Torviscosa Chions, Virtus Corno Cordenons, pensate tutte sullo 0-0, che è qualcosa di incredibile, no? Perché oramai mancano più o meno poco più di mezz'ora alla fine dei secondi delle partite. Io, da quello che io mi ricordo negli ultimi 3 anni non è mai successa una cosa simile. In Serie A tutti i primi tempi sono finiti 0-0, e allora andiamo a vedere le partite. Bologna-Atalanta 0-0, Carpi-Verona 0-0, Genoa-Napoli ed Udinese-Sassuolo 0-0. Un commento, Moreno, su questi splendidi secondi tempi in Serie A. GP, abbiamo Eddie Fabris in linea. Benissimo, allora invece commentiamo subito l'Udinese dallo Stadio Friuli. Eddie, buon pomeriggio, come è andato dal tuo punto di vista questo primo tempo? Ma l'Udinese era partita di buzzo buono, con consigli in 2 minuti ad operare 2 interventi, poi ordinarie amministrazioni.
l'Udinese ha provato ad aprire il gioco sulle fasce, il Sassuolo quadrato, si è limitato a controllare e a ripartire senza peraltro troppa convinzione. Così lo 0-0 è il prodotto naturale di questo primo tempo in cui ci sono stati anche dei momenti di noia, possiamo dire. Sonnolenza, dicevano in studio. Sì, sembra che il Sassuolo si accontenti di questo pareggio, l'Udinese non si accontenta, ma non ha le capacità di concludere efficacemente il lavoro che svolge. Diciamo, il possesso palla premia l'Udinese, ma il portiere del Sassuolo non ha dovuto operare interventi particolarmente difficili. Ecco, un commento anche, Edi, visto che sei in diretta, un commento anche... Ah, non c'è più in diretta, era troppo bello. Si è addormentata anche la linea telefonica, no? Visto l'andamento non solamente di Udine ma di tutta la Serie A, anche la linea telefonica ha detto basta, vado a dormire. Vabbè, sentiremo più tardi altri aggiornamenti con Edi Fabris dallo Stadio Friuli per quanto riguarda appunto Udinese-Sassuolo. Invece Anna, che squadra tifi tu? Niente. Sei agnostica? Sì. Sì. Ma il tuo fidanzato gioca a calcio? No. No, cosa sport fa? Non ho fidanzato. Non hai fidanzato? Come non hai fidanzato? Ma allora è proprio vero che c'è un cambiamento nel mondo sempre più, no? Solitario. No, ma no, una ragazza simile io che non ha fidanzato vuol dire che... Ah, preferisci smettere? Dai, nel senso, arriverà con il tempo. Con il tempo. Non è mica una necessità. No. E questa fascia dove l'hai vinta? L'ho vinta a Morzano. Al Tagliamento? Sì. Sai che paese delle... Ok. Esatto. No, non era un riferimento a te, però Morzano al Tagliamento è famoso perché è il paese delle oche, no? Infatti proprio alla sagra dell'oca ho vinto. Ecco. Scusami, tu invece dove l'hai vinta la fascia? Questa? Sì. A Gradisco di Zonzi. E lì era la sagra del? Non era una sagra. Non ti ricordi? Dei cantieri forse. I famosi cantieri di cui sopra, no? No, dunque Anna, tu vuoi fare la fotomodella? Mi piacerebbe. Vediamo, però... hai delle bellissime foto di alcune tue sfilate che adesso vediamo, no? Ti piacerebbe fare... Ma con questi... Ecco, fermati su questa foto perché voglio sentire il tuo parere. Ma questo qua è un costume che si può mettere per andare in spiaggia o è solamente da sfilata? Allora, si può mettere per andare in spiaggia. Sì, ma pensa che è brutta la bronzatura con quella fascia in mezzo. È la vecchia maglia dell'Udinese, quella quando c'era Zico. No, con la striscia. Quella era in diagonale? No, era dritta proprio, era come quella dell'Ajax, no? Quindi questo costume lo uso soltanto per fare le sfilate. Per fare le sfilate, chiaramente, no? Torniamo a quello che dicevamo. Ti piacerebbe fare la modella, quindi partecipi a diversi concorsi? Sì, insomma questa fascia l'ho vinta appunto a Morzano, che mi dà la possibilità di accedere alla finale regionale. Che si farà, sai già quando? No. No, benissimo. E insomma se passerò alla finale regionale potrò andare anch'io a Gallipoli, alle prefinali. Ah, quindi mentre lei c'è già arrivata, Esatto. tu devi fare ancora uno step. Esatto. Ma non, sai più o meno quando ci sarà come periodo di tempo, a parte la località? Non si sa niente, è tutto ancora Io non so. per altro. E altre cose che fai nella vita che ti piace fare? Ma intanto studio. Studi? Perché vorrei aprire un'agenzia viaggio. Ah, così dopo lei viene a fare i biglietti da te, no? Sì. Lei quando andrà in giro per il mondo, Roberta, viene va da Anna a fare i biglietti aerei. E per il resto non ho hobby. Non hai hobby? No. Cioè ti piace fare appunto sfilare, fare foto, queste cose qua e Studiare. basta. Studiare, cosa fai? Sì, è turistico. Vabbè, ovviamente è turistico. Ma è la guida turistica una bella ragazza come te? No. Non ti piace? Preferirei lavorare in agenzia viaggio. Perché sei pigra? No, in realtà no. Perché le guide sono quelle, no? Dato che quando ero piccola non ho mai avuto le possibilità di fare dei viaggi, così Sì. mi piacerebbe poter aprire un'agenzia viaggio e dare le possibilità anche a chi magari è in difficoltà di andare a fare un viaggio. Certo. Ecco, allora io direi... Però scusa, Prego. non hai chiesto la fascia di Mister... Ah sì, scusami, vabbè, ma è che non vuole foto, hai capito, per quello, non vuole foto di Lorenzo. La tua fascia è? Mister Nogaredo. Mister Nogaredo. Si parla del Nogaredo, Sì.
Se lui è il mister Nogarello, siete proprio messi male. Devi vedere quelli scartati. Vabbè sì, se lui è il mister, no Monica? Se lui è il mister Nogarello, il famoso... Perché non potrei esserlo? Ma guarda, passiamo al calcio. Siamo sempre in fascia protetta. Allora, ci fermiamo per un attimo, c'è la pausa pubblicitaria, torniamo subito qua con tutti gli aggiornamenti perché stiamo entrando nell'ultimo quarto d'ora. No, cosa sto dicendo? Stiamo entrando nell'ultimo quarto d'ora delle partite di eccellenza e di Serie D, e mentre stiamo ancora aspettando che comincino i secondi tempi della Serie A. Ci vediamo tra poco. Se unisci lo stile più raffinato della moda uomo alla più affascinante moda donna, nasce Miotto Abbigliamento. Finalmente insieme nel nuovo spazio di abbigliamento uomo-donna ad Azzano X. Vieni a scoprire le nuove collezioni autunno-inverno. Abbigliamento, il tuo nuovo spazio ad Azzano X in via Trento 3. Automobili Pordenone, una nuova offerta per te. Ford Focus 1600 TDCi 115 cavalli, Station Wagon anno 2012, climatizzatore, volante multifunzione, cerchi in lega, Bluetooth, cambio manuale 6 marce, motore Euro 5, tua con incentivo a 9.500 euro. Garage Venezia Automobili, passa a trovarci, siamo sempre aperti. La passione nel coltivare, l'arte del trasformare. Cason Brusà, vini bianchi come Lison e Chardonnay, rossi di Refosco e Cabernet, le bolle del Prosecco e del rinomato Rosé, dalle riserve le eccellenze, Bronte e Telemaco. Vieni a vivere un'esperienza unica. Ti aspettiamo in cantina al Cason Brusà. C'è un mondo che gira intorno a te, il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now! I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da 6 euro. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now! Fai un salto da noi. E la storia continua. Birreria Monaco, una tradizione. Venite a gustare le ottime birre, specialità di cucina, piatti sfiziosi e deliziosi. Birreria Monaco, il venerdì sera la migliore musica dal vivo. Mirko e il suo staff vi aspettano per passare insieme splendide serate. Birreria Monaco, e la storia continua. I serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. Preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico. Ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. A Iplis di Premariacco. I fratelli Bozzetto, da oltre 20 anni, offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto.
Eccoci qui rientrati in studio. Dunque sta succedendo, finalmente si sta muovendo qualcosa. La Sacilese ha pareggiato con l'Este in casa, quindi Sacilese 1, Este 1. La Triestina ha segnato un gol, quindi Triestina 1, Montebelluna 4. Il Tamai si era portato sul 2-0, ma la Luparense ha segnato un gol e quindi in questo momento Luparense 1, Tamai 2. Ma a questo punto ricapitoliamo. GP abbiamo Pierantonio Stella. E allora andiamo subito a Sacile da Pierantonio Stella. Allora pareggio al momento per la Sacilese. Pierantonio, com'è la partita? Sì, qui siamo al 33esimo del secondo tempo e il risultato è di 1-1. Una partita che si è ravvivata sicuramente nella ripresa dopo un primo tempo avaro di emozioni. Allora vi racconto velocemente le marcature. Este in vantaggio al 10° minuto con il numero 10 Coraini, che ha approfittato di una disattenzione del terzino locale Canzian, si è involato in aria e una volta a tu per tu con il portiere l'ha freddato con un preciso diagonale. Però non si è fatto attendere molto la reazione della formazione di mister Siletti, che ha trovato il pareggio al 25esimo con un colpo di testa di Bello servito da un piazzato sulla destra. Per cui ora la partita ovviamente è molto più bella, vibrante. Sacilese che sulle ali del pareggio si è buttata alla ricerca del vantaggio e con Ignago e Villanova sta rendendosi particolarmente pericolosa, anche se quest'oggi il portiere dell'Est, l'esperto Lorello, si sta confermando portiere veramente di categoria e ha parato tutto quello che avrebbe potuto parare in questo pomeriggio sacilese. Per cui quando siamo al 35esimo ribadisco il risultato 1-1 qui a Sacile tra Sacilese e Este. Benissimo, grazie a Pierantonio Stella. Naturalmente arriva un altro messaggio. Giovanni, sei sempre il numero 1, forza Juve? Qua c'è qualcosa di sbagliato, o Giovanni sei il numero 1 o forza Juve. Non so se sono d'accordo nella seconda parte. Sì, esatto. Tu Roberta sei d'accordo che Giovanni è il numero 1 o forza Juve? Tutti e due. No, devi scegliere. Ho detto qua c'è qualcosa di sbagliato. Siccome io so che tu sei un po' bianconera della città sbagliata, no? Che non abbiamo detto che tu sei juventina. Meglio non dirlo. Meglio non dirlo. Ma ti posso capire perché tu sei una splendida ragazza di una splendida città e non è proprio esistito che una ragazza di Trieste tifi l'Udinese. Un po' difficile, no, Trieste? Calcio la Triestina è in Serie D, quindi sì, non è che la seguiamo più di tanto. Ah no? Ma no, invece bisognerebbe stare nei momenti di difficoltà, bisognerebbe stare vicino alle squadre, no? E vabbè, allora, vediamo se è successo qualcosa, ricapitoliamo anche l'eccellenza. Sì, perché è successo qualcosa anche in eccellenza, quando siamo arrivati più o meno a 10 minuti dalla fine delle partite più i minuti di recupero. Flaibano Cerrisbuzzana 1-0, Cras-Repeng ISM Gradisca 2-0, Lumignaco Gemonese 0-0, Rivignano ha ribaltato la situazione con la Manzanese, quindi Rivignano 2, Manzanese 1, e poi San Vitese tredicesimo, Tolmezzo Vesna, Torviscosa Chionse, scusatemi, è finita 1-1 ed è stata giocata a mezzogiorno, però le altre partite, come dicevo, San Vitese tredicesimo, Tolmezzo Vesna e Virtus Corno Cordenons sono ancora ferme sullo 0-0, mentre c'è ad Udine una punizione a favore del Sassuolo da 24 metri e 50, Moreno, non 52 o 48, sono 24 metri e 50 centimetri. Secondo me è sbagliata la misurazione elettronica, erano 52 o 53. Anche secondo me, infatti per quello ti ho detto, cioè, no, anche se... a occhio così, forse sì, un po' forse sembra, infatti il televisore è un po' inclinato, no? Sì, Quindi sì, può essere che, ecco. Porta via quei 2-3 centimetri. Il Sassuolo è una posizione pericolosa, tra parentesi la seguiamo insieme agli amici a casa, posizione diretta, quindi vediamo due giocatori sulla palla del Sassuolo un po' lontani, uno parte dalla sinistra e uno dalla destra, vediamo chi partirà. C'è anche l'arbitro. C'è anche l'arbitro tra le ecco, parata di Carnezis, non difficilissima, però una palla insidiosa che è scesa una volta che ha passato la barriera molto gremita dei giocatori dell'Udinese. Vediamo, c'era anche un SMS che ci è arrivato, mi sembra, sì, vediamo se riusciamo a leggerlo al volo. Luparense San Paolo vicino a Morsano al Tagliamento. Morsano al Tagliamento. Che fa provincia. Sì. Morsano. Morsano al Tagliamento. No, ma lui ha scritto vicino a Morsa staccato. No. Al Tagliamento. No.
No. Possiamo dire che è in Veneto. Sì, possiamo dire che non è in provincia di Treviso, che non è in provincia di Venezia, che non è in provincia di Vicenza e neanche di Belluno, quindi è in provincia di Abbiamo dimenticato Verona. Padova e Verona, sì. In questo caso è una ridente cittadina in provincia di Padova, con un santo vicino, cioè, nel senso la città ha il nome di un santo. Vedete voi a casa di dove... No, quello di Padova. No, quello di Padova e poi... A proposito, visto che parliamo di Padova, parliamo di questa trasferta, visto che ad Udine la partita è sempre più divertente, a ritmi incalzanti e frenetici. Vero, Elena? Una cosa... Imperdibile. Ci stai distogliendo. Ci sono dei giocatori addormentati dietro la panchina. Mi stanno andando a svegliare. Pensate che Roberta ha il papà che è andato allo stadio di Friuli. Pensate, sei sicura che ti venga a prendere che non si sia addormentato sugli spalti anche lui? Di fare uno squillo. Sì, esatto, secondo me ti conviene cominciare a chiamarlo. Papà, svegliati. Sì. Dicevamo, la domenica prossima c'è questa importantissima partita per quanto riguarda il Pordenone Padova, anzi Padova-Pordenone, e casualmente, ecco qua la grafica, hai visto che velocità? Casualmente abbiamo la grafica, sì. Quindi noi stiamo organizzando, abbiamo organizzato una corriera, abbiamo ancora qualche posto libero, attualmente è richiesta la tessera del tifoso, però comunque stanno cercando di convincere chi di competenza a poter fare il porta un amico, così si possono portare anche persone che non dovessero essere provviste della tessera del tifoso. E niente, organizziamo questa trasferta, speriamo di riuscire a riempire la corriera, abbiamo ancora qualche posto, quindi chiunque si rendesse disponibile basta che si metta in contatto con il fan club in breve tempo, insomma entro mercoledì della prossima settimana. Bisogna dare l'adesione, sì, eccetera eccetera, e molto probabilmente riusciranno anche a fare il porta un amico, quindi in linea di massima non dovrebbero esserci problemi. Certo. Per chi comunque vuole venire e non è provvisto di tessera del tifoso, ricordo che al De Marchi in pochi minuti viene rilasciata la tessera che ha un costo di 10 euro e la validità di 5 anni, quindi si può usufruire delle trasferte del Pordenone Calcio. E niente, cosa dire, venghino signore e signori, più persone entrano, più animali si vedono. Perché poi, come dicevamo domenica scorsa, sì? Abbiamo Roberto Visentini in linea. E allora vediamo cosa succede a Monfalcone. Roberto! Sì, ciao, guarda, la partita nata male, sta finendo peggio. Cosa è successo? Rigore del Fontana Fredda, segnato Tonizzo, quindi 2-0 per il Fontana Fredda. Vi ho chiamato prima per darvi l'aggiornamento nel momento del primo gol, quando non solo abbiamo regalato un gol, ma abbiamo fatto anche due cambi praticamente, perché si sono scontrati il nostro portiere e il nostro difensore, quindi 2 cambi e 0-1 per il Fontana Fredda. Partita a dir poco deludente, giocato malissimo e posso dire un piccolo... non cambierebbe niente, ma un arbitro che ha fischiato tutto il contrario, tutto, per noi e per loro. Ah, sì, nel senso non ha fischiato proprio, a favore? No, non solo per noi, sì, proprio fischiava il contrario, fallo per uno lo dava all'altro e viceversa, disastro, vabbè. Beh, può succedere, voglio dire, no? Purtroppo sì, dopo sparano sulla Croce Rossa, guarda, e quindi vabbè, coraggio. Bene, sempre avanti, manca poco, no? Sì, siamo quasi in chiusura, dovrebbe mancare proprio un paio di minuti. Esatto. Bene, Roby, okay. Se succede qualcosa naturalmente linea sì, aperte. Volentieri, sì. Grazie Ciao, mille. grazie. Dunque si è mossa anche l'eccellenza, ma andiamo a ricapitolare anche la Serie D. L'Abano Calcio è sempre sullo 0-0 col Calvino Ale, il Belluno è andato in vantaggio sul draw, a draw e quindi draw 1, Belluno 2, Giorgione e la Fenadora ancora inchiodati sullo 0-0, Luparense Tamai 1-2, Liventina Campo d'Arsego 0-1, Sacilese Este 1-1, Triestina Montebelluna 1-4, come abbiamo sentito in diretta da Roberto Visentin, a Monfalcone il Fontana Fredda ha raddoppiato, quindi Monfalcone 0,
Fontana Fredda 2, e sempre in pareggio sia Venezia Levico Terme che Virtus Vecomp Mestre. In eccellenza invece ci sono dei risultati cambiati, ma ricapitoliamo visto che mancano pochi istanti alla fine delle partite, ricapitoliamo questa ottava giornata. Flaibano Charlis Muzzane 1-0, Krassole Pen Gradisca 2-0. Purtroppo per la nostra Elena Lumignacco ha ripreso la marcia, è andato in vantaggio con la Gemonese, quindi Lumignacco 1, Gemonese 0, era uno scontro al vertice. Lumignacco è veramente una squadrone quest'anno in eccellenza. Come avevamo detto prima, Rivignano 2, Manzanese 1, e a San Vito Tagliamento il 13° è andato in vantaggio con la San Vitese, quindi San Vitese 0, 13° 1, Tolmezzo e Vesna ancora 0-0, e il Virtus Corno, o meglio il Cordenons è andato in vantaggio sul Virtus Corno, quindi Virtus Corno 0, Cordenons 1. Tra poco avremo tutti i finali, perché come dicevo si sta giocando più o meno il 45° dei secondi tempi, più chiaramente ci saranno da aspettare naturalmente i tempi di recupero. In questo momento Flaibano raddoppia sul Charlis Muzzane, anche questo è un risultato clamoroso, e quindi Flaibano 2, Charlis Muzzane 0. Avete una canzone sul Charlis Muzzane? Sì. La fa lui. La fa lui. Si dissocia. Io mi dissocio, non la conosco. Tu non la conosci? Cosa ci volete... Di cosa ci volete... Ah no, ci chiedevano, scusami, un messaggio che era arrivato, dove sei riuscito a trovare... Ecco. Lui. Il doggy. Colpa sua? L'ho rubato a mio nipote. No. Tu lo confessi così in diretta televisiva che hai rubato lo xilofono a tuo nipote? Sì, esatto, l'ho avuto per un po' mia figlia, poi l'ho preso io. Era troppo bello. Doveva avere un suo posto nel nostro gruppo. Perfetto, cosa ci cantate adesso? Un pezzo tranquillo, Moonlight Song. Come? Moonlight Song. Moonlight Song, sì. Perfetto, la canzone della luna splendente. Sì. Ecco. Sale la scimmia sul trono, lo so, mi farà male, è traditrice, libero sangue malato, è come un Giuda schiumo il mio peccato. E galleggio nella pioggia e cerco ancora un po' di te. Lo so, ciò che è finito non torna, ma il cuore è un muscolo sordo e vuole ancora sentire, capire, soffrire. E grida la luna, chiama la mia pelle che evapora dura, mi cura in Moonlight Song, mi cura in Moonlight Song, la cura in Moonlight Song, mi cura in Moonlight Song, e mi cura in Moonlight Song, la cura in Moonlight Song.
questo è vero. Bellissima anche questa. Allora, arrivano sms, uno in particolare. Un saluto al vostro ospite Moreno e all'amico Alvise, Michele di Cordenons. Però Michela di Cordenons. Speravo anch'io. Questo che Prendiamo avevo. su quello che arriva. Questo che avevo, dico, a Trieste. Allora, purtroppo brutte notizie da Luparense, perché la Luparense ha pareggiato col Tamai, quindi proprio alla fine della partita Luparense 2, Tamai 2, la Triestina ha fatto il secondo con cabine, quindi Triestina 2, Montebelluna 4. Andiamo a ricapitolare, stanno quasi per finire le partite, ripetiamo, Serie D ed Eccellenza, magari qualcuna è ancora finita, quindi questi comunque sono parziali non finali. Abano Calcio Calvinoale 0-0, Drom Montebelluno 1-2, Giorgione La Fenadora 0-0, come abbiamo detto Luparense Tamai 2-2, il Campo d'Arsego ha raddoppiato sul campo della Liventina, quindi Liventina 0, Campo d'Arsego 2, Sacilese Este 1-1, Triestina Montebelluna 2-4, Monfalcone Fontana Fredda 0-2, Venezia Levico Terme, Virtus Veco Mestre 0-0. Per quanto riguarda l'eccellenza, Flaibano Ciarrisbuzzane 2-0, scusate, a Cras-Repeng ISM Gradisca diminuisce lo svantaggio, quindi Cras-Repeng 2, ISM Gradisca 1, Lumignaco Gemonese ancora 1-0, Rimignano Manzanese 3-1, San Vitese Tricesimo 0-1, Tolmezzo Vesna 0-0, Virtus Corno Cordenons 0-1. Oh, che poi per stare in forma bisogna fare una attività fisica, quella che io non faccio. GP, io in onda Giorgio Pignat. E allora Giorgio, proprio alla fine il pareggio. Purtroppo sì, abbiamo preso 2 gol su palle inattive, 2 calci d'angolo, proprio eravamo andati sul 2-0 con un'altra bella azione di Av che è partito praticamente alla nostra porta, è andato e ha appoggiato a Paladin che ha fatto lo scavetto a Bazzichetto, il suo ex compagno. Sì. E poi 2 calci d'angolo proprio quando manca un buon saltatore come Giacomini o gli altri difensori che abbiamo, si vede che abbiamo dei limiti. Va bene, purtroppo comunque, comunque un buon punto, dai. Sì, è sempre un punto portato a casa da Luparense, ovviamente, perché sì, non stiamo ancora svelando la località, da Luparense, no? E comunque una classifica importante che si muove, Giorgio. Sì, siamo tutti là, dai. Se fai 3 punti fai un salto, con un punto vai avanti, però la strada è ancora lunga per salvarsi, dai. Sì. Ancora con sta salvezza. Mi sembra di sentire... Vabbè, il nostro primo obiettivo è sempre quello. Ecco. Senti, la partita è finita, immagino? Sì, è già finita da un paio di minuti. Perfetto. Sì, perché abbiamo cominciato in anticipo. Benissimo. Grazie. Bene. Giorgio, buon rientro a casa e ci sentiamo domenica prossima. Ci sentiamo domenica col Venezia. Grazie, quella sarà una bella partita. Grazie. Sì. Ciao Giorgio, a domenica. No, dicevo, no, che per tenersi in forma bisogna fare attività fisica. Roberta, ad esempio, è così bella in forma anche perché lei ha cominciato fin da bambina a fare ginnastica artistica. Poi devo capire che per la Trieste tutte le ragazze fanno o ginnastica artistica o pattinaggio, no? Perché c'è una squadra fortissima a Trieste di pattinaggio, mi sembra. Sono varie. E come mai a Trieste fate tanta ginnastica artistica e pattinaggio? No, io ho iniziato a 6 anni, sì? presso l'Artistico 81, che è una società molto forte. Sì. Abbiamo avuto varie campionesse, non io, ma... Sì, vabbè. Sì, è uno sport che mi piace molto, infatti lo continuo a praticare, non a grandi livelli perché ormai il fisico non è che me lo permette più, però continua a piacermi. Infatti... Ci fai vedere un paio di foto di Roberta, per cortesia, perché dice il fisico non me lo permette più. Allora io non capisco niente, non mi sembra che sei fuori forma o cosa, no? No, non c'entra l'essere fuori forma, però diciamo che la ginnastica... Ecco, ad esempio questa foto casualmente in bikini, non mi sembra che tu sia per niente fuori forma. Cosa dici Moreno, tu che sei esperto oltre che di calcio di donne? È un bel bikini. No, però diciamo quando sei più piccola hai più facilità a fare i vari attrezzi, sì, hai più sei più coraggiosa, anche, dici, sei meno impaurita di fare le cose, ti lanci, ti butti. Però comunque continui a praticare e sono anche diventata questo è importantissimo. A insegnare, cioè insegno nei corsi per bambini da 2 anni
quindi coltivo la mia passione e la porto avanti. Porti avanti la tua passione appunto per la ginnastica artistica. Tu Anna invece pratichi sport? Attualmente no. No, hai fatto? Ho fatto danza classica, Sì. moderna, hip hop e reggaeton. E poi ho smesso, però mi piacerebbe ricominciare. Ecco, perché non ricominci, scusa? Sì, no. Perché con la scuola, cioè comunque sono delle attività che richiedono tempo. Tanto tempo, sì. Sì. E quindi o studio o studi, insomma. Sì. Questo è. Allora, sono arrivati già i finali per quanto riguarda, sto valutando, sto controllando se quello che ho scritto è giusto, sono arrivati i finali dell'eccellenza al momento. Allora possiamo già darveli. Flaibano Sarris Muzzane 2-0, Cras Repen ISM Gradisca 2-1. Il Lumignaco proprio alla fine della partita ha raddoppiato sulla Gemonese, quindi Lumignaco Gemonese 2-0 e prosegue la marcia in testa alla classifica dell'eccellenza del Lumignaco, veramente una squadra quest'anno protagonista, ma soprattutto una squadra sorpresa per quanto riguarda l'eccellenza. Rivignano Manzanese 3-1, sì. San Vitese Tricesimo, vediamo, scusatemi, sì, San Vitese Tricesimo 0-1, Tolmezzo Vesna 0-0, Virtus Corno Cordenos 1-0. Ricordiamo che a mezzogiorno si è giocato Torviscosa Chions, Tolmezzo Vesna 0-0, scusatemi, Torviscosa Chions si è giocata a mezzogiorno ed è finita 1-1. Tra un poco vi daremo i finali per quanto riguarda la Serie D. Ad Udine come funziona, Moreno? Mi sembra ancora più divertente del primo tempo. Ma praticamente pensano di usare questo filmato negli istituti psichiatrici per sedare i pazienti violenti. L'Udinese comunque in attacco, palla al centro. E intanto mi sembra Perizza, no? Al posto di De Natale, l'avevo visto con la coda dell'occhio. E la prima palla che tocca pensa bene di darla direttamente al difensore del Sassuolo, perché dice, ma non vogliamoci bene, no? È una partita un po' così sulla fratellanza e l'amicizia mondiale, tutti si amano e tutti si scambiano dei passaggi così proprio fraterni. Sì. Altro non c'è da aggiungere, insomma. Veramente una brutta partita, eh? Raramente ne ho viste di così brutte. Allora, nel frattempo in Serie A, pensate, su 4 partite solamente una si è sbloccata, il Bologna col nuovo allenatore in panchina, il grandissimo Roberto Donadoni, ha fatto boom boom al Bologna. Donadoni stavo dicendo, Bologna 2, Atalanta 0, che però può essere Donadoni 2, Atalanta 0, è arrivato l'altro ieri e quindi si raccolgono già i frutti di un grandissimo visto tecnico. Come era messo il Bologna, sì. Insomma. Sì, quindi, e poi vista l'Atalanta, no, che arrivava da una vittoria clamorosa con la Lazio martedì scorso, e invece ne sta prendendo 2. Attenzione, ma sono riusciti a sbagliare anche questo. Sì. C'è stato un attimo di qualcosa. Sì, di qualcosa c'è un attimo, poi si sono... Ma cosa stiamo facendo? Si sono bloccati tutti e hanno cominciato a fare gli amici fraterni. Sì, veramente una brutta partita. Dunque, noi facciamo l'ultima pausa pubblicitaria, l'anticipiamo di un paio di minuti, nel frattempo attendiamo i finali della Serie D, vediamo se ad Udine in questi ultimi 20 minuti più recupero. Allora, Perizza va via sulla destra, vediamo cosa succede. Belli! Metta! Abbiamo lanciato il primo satellite italiano dallo stadio. Questi giocano in Serie A. Questo giocava nel Chelsea di Mourinho, ragazzi. Sì, vabbè. L'hanno regalato. Ma guarda che mettendoti anche d'impegno, Moreno, mettendoti... deve aver centrato una macchina al parcheggio fuori. Posso dire? Il papà. Quella di mio papà. Sì, può essere. Anche perché ci sono state 5-6 macchine, non di più. Prova a vedere se ti è arrivato l'SMS del papà che ti dice che ha la macchina in panne perché ci hanno regalato il pallone. La pallonata di Perizza gli è arrivata. Ancora Udinese in avanti, naturalmente bloccato al limite dell'area di rigore. Allora, pausa pubblicitaria, ci fermiamo per un attimo, perché poi loro avevano portato solo 3 pezzi, ma a me piacerebbe sentirvi ancora cantare, se siete d'accordo, Sì. Non voglio
urtare la vostra sensibilità, anche perché vi state troppo divertendo a vedere la partita e magari volete continuare a vederla, no? Che è così allegra e divertente. Poi lei è in lutto perché ha perso col Mugnaco la Gemonese. Vabbè, ma ci sta la prima Non dormirò stanotte. Non dormirai stanotte. No. Guardo uno Ha dormito di qua. partita e guardo prendi il sonno. Se vuoi questa? ti diamo la registrazione della partita, te la porti a casa, no? E così te la guardi per un sonno veloce e veloce. Ci vediamo tra poco. Se unisci lo stile più raffinato della moda uomo Alla più affascinante moda donna, nasce Miotto Abbigliamento. Finalmente insieme nel nuovo spazio di abbigliamento uomo-donna ad Azzano X. Vieni a scoprire le nuove collezioni autunno-inverno. Miotto Abbigliamento, il tuo nuovo spazio ad Azzano X in via Trento 3. Automobili Pordenone, una nuova offerta per te. Ford Focus 1600 TDCi 115 cavalli, Station Wagon anno 2012, climatizzatore, volante multifunzione, cerchi in lega, Bluetooth, cambio manuale 6 marce, motore Euro 5, tua con incentivo a 9.500 euro. Garage Venezia Automobili, passa a trovarci, siamo sempre aperti. La passione nel coltivare, l'arte del trasformare. Cason Brusà, vini bianchi come Lison e Chardonnay, rossi di Refosco e Cabernet, le bolle del Prosecco e del rinomato Rosé, dalle riserve le eccellenze, Bronte e Telemaco. Vieni a vivere un'esperienza unica. Ti aspettiamo in cantina al Cason Brusà. C'è un mondo che gira intorno a te, il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now. I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da 6 euro. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now. Fai un salto da noi. E la storia continua. Birreria Monaco, una tradizione. Venite a gustare le ottime birre, specialità di cucina, piatti sfiziosi e deliziosi. Birreria Monaco, il venerdì sera la migliore musica dal vivo. Mirko e il suo staff vi aspettano per passare insieme splendide serate. Birreria Monaco, e la storia continua. I serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. Preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico. Ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. A Iplis di Premariacco. I fratelli Bozzetto, da oltre 20 anni, offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. Per questa ultima parte, questa ultima mezz'ora scarsa di programma. Abbiamo anche i finali per quanto riguarda
la Serie D. Allora andiamo a vedere subito i finali che poi ribadiremo ovviamente in fase di chiusura di trasmissione. Abano Calcio Calvino Ale 0-0, Dro Belluno 1-2, Giorgione La Fenadora 0-0, Luparense Tamai 2-2, Liventina Campo d'Arsego 0-2, Sacilese Este 1-1, Triestina Montebelluno 2-4, Montebelluna scusate, UFM Monfalcone Fontana Fredda 0-2, incredibile, il Venezia viene fermato in casa dal Levico Terme 0-0 e Virtus Veco Mestre 0-0. Per quanto riguarda l'eccellenza, Flaibano Ciarlis Muzzane 2-0, Crassere Penghi SM Gradisca 2-1, Lumignacco Gemonese 2-0, Rivignano Manzanese 3-1, San Vitese Tricesimo 0-1, Tolmezzo Vesna 0-0, Toros Viscosa Chions 1-1 e Virtus Corno Cordenons 0-1. Ad Udine l'Udinese è ancora in attacco, vediamo un'azione, palla sulla destra, c'è Widmer entrato in campo penso al posto di Felipe, credo. Parata però di Conforti, ecco. Giustamente Moreno mi diceva perché a lui non chiedo che sport pratica, giusto? Quindi Moreno, tu che sport pratichi? Insomma, dal mio fisico si dovrebbe capire bene che ho praticato e pratico tuttora parecchi sport. Sì. Tipo anche tu ginnastica artistica come no, io sono più sul combattivo, diciamo che sono cintura nera al terzo dan di pennetta all'arrabbiata. Sì, benissimo. Quello sì, poi ho praticato sollevamento peli, quando mi rado sollevi i peli della barba, benissimo. Sì, poi anche salto in bocca alla romana, faccio molti tornei e mi riesce ancora bene. Il lancio del gianduiotto? Il lancio del gianduiotto ancora non sono riuscito per un problema glicemico, però ci sto lavorando, adesso vedo se riesco insomma anche con il gianduiotto, però di solito già con il salto in bocca arrivo molto provato a fine giornata e sono cose. Poi con l'avanzare dell'età chiaramente cambia un po' anche un attimo il metabolismo, perciò non riesco più ad avere risultati come 20 anni fa, però insomma nel mio piccolo mi so difendere. Ecco. GP, abbiamo in onda Eddie Fabris. E allora andiamo ad Udine in questa partita, veramente Eddie, veramente c'è un entusiasmo, una partita stupenda da mostrare alle scuole calcio ai bambini, no? Qualche minuto fa Colantuono ha provato a cambiare qualcosa in attacco togliendo Di Natale su situazione fischiatissima dal pubblico, ha immesso Perez e Aguirre, però il prodotto non è cambiato, anche è aumentata la confusione e il Sassuolo sta amministrando senza troppo scomporsi questo 0-0 del quale evidentemente si sta accontentando. L'Udinese per canto proprio non sta dimostrando niente per poter riuscire a sbloccare questo risultato. Quindi lo 0-0 mi sembra la conclusione più logica di questa partita. Ecco, è stato emblematico come si è presentato Perez quando ha toccato la prima palla, no? Sì, d'altra parte diciamo che questo l'ha tirata nella tribuna in costruzione, ma diciamo che non è stato seguito perché è andato in progressione sulla destra, ma non c'era nessuno che l'avesse accompagnato, diciamo, e quindi lui ha concluso anche nervosamente. Ecco, c'è stato un batti e ribatti adesso, no Eddie? Ha sfiorato il gol, ma non c'è zampata decisiva, diciamo, quindi 2 angoli consecutivi, vediamo se produce qualcosa, in realtà niente anche in questa occasione, tanta buona volontà però un disordine globale, c'è un nuovo calcio d'angolo, diciamo che non c'è una manovra, la difesa tiene bene perché i 3 difensori hanno giocato una splendida partita, soprattutto Vaghe, però da centrocampo in su la squadra si perde, non crea assolutamente niente. Ecco, c'è stata una bella rovesciata adesso Perez ha fatto una bella rovesciata però, dai, è uscita però era un bel gesto tecnico. Sì, però voglio dire, non c'è una manovra organica, ecco, si va avanti così a testa bassa cercando di sbloccare il risultato. D'altra parte il Sassuolo è la brutta coppia di quello visto contro la Juventus mercoledì, quindi faceva più paura alla vigilia di quanto effettivamente non abbia fatto oggi qui sul campo. Evidentemente a Di Francesco bastava un pareggio, ecco.
questo sta dimostrando. Nel frattempo c'è un Adesso contropiede c'è stata dell'Udinese. Un'incertezza difensiva. Ecco, comunque mancano meno di 10 minuti. Stiamo a vedere se queste fiammate dell'Udinese producono qualcosa, ma personalmente sono scettico. Ecco. Bene, allora se succede qualcosa noi ci ricolleghiamo con te, altrimenti ci vediamo credo domenica prossima qua in studio, perché domenica ricordiamo che l'Udinese andrà a insegnare calcio al Napoli, alle 18 ci sarà Napoli-Udinese, l'Udinese andrà a sciorinare il suo calcio, no, al San Paolo, Edi. Sì. Ma speriamo che giochi meglio che a Roma, ecco, perché il Napoli è una delle formazioni ci vuole più poco. forma. Appunto dico, ci vuole poco. Allora, dammi un commento anche tu, no? Perché nel secondo tempo in Serie D in eccellenza si è mosso qualcosa, al primo tempo era una noia mortale, invece quando mancano sui 4 campi di Serie A mancano più o meno 8-9 minuti più recupero, a parte il Bologna, che io ho detto che Roberto Donadoni, non il Bologna, sta vincendo con l'Atalanta per 2-0, è tutto sullo 0-0. Sì, quello del Bologna è un risultato che non farà piacere all'Udinese, poiché sì, riduce le distanze dalla terzultima piazza, no? Eh sì, perché il Bologna va a 9 punti, l'Udinese va a 12 e quindi invece di 5, invece di 6 andiamo a 4 punti, insomma, vero? È questo il discorso che impaurisce, anche perché l'Udinese ha di fronte un calendario non da poco, perché affronterà prossimamente oltre al Napoli anche la Sampdoria, il Torino, quindi altre squadre di un certo calibro, no? Quindi i punti bisogna farli, i 3 punti contro qualcuno, ma sì, con questo andazzo la vedo dura. Nel frattempo è tutto veramente è un gioco veramente squallido per essere due squadre di Serie A, Edi. Sì, è un disordine generale, diciamo che sull'uno e sull'altro fronte si è giocato in maniera modesta, diciamo sì, che al Sassuolo fa comodo un punto e in zona Europa League comunque muove la classifica secondo i propri obiettivi, ma l'Udinese perlomeno in casa deve cercare di dare continuità a questa risicata vittoria contro il Frosinone della scorsa domenica, ma anche oggi pare che non ci riesca, anzi deve stare attenta perché il Sassuolo in contropiede è una squadra notoriamente pericolosa. Ecco, allora Edi, facciamo così, se succede qualcosa ci risentiamo nel corso di questi ultimi minuti, ok? Va bene. Grazie ancora. Ciao. Grazie a Edi Fabris, direttore 3000sport.com, in diretta dallo stadio Friuli. Pensate che questi ragazzi qua hanno fatto ben già 3 dischi, no? Quanto è difficile fare musica, fare dischi, fare CD e comunque produzioni, è doppiamente difficile essere nel Friuli Venezia Giulia. Tanto. Normale, no? Sì. Beh, parlo io. Parla chi vuole. No, beh, sì, sicuramente fare dei dischi non è una cosa semplice. Intanto ci vogliono grandi risorse. Quindi un dispendio di energia, di passione, eccetera, eccetera. E poi soprattutto ci vogliono tanti soldi. Tanti soldi, vero? Sì, ci vogliono tanti soldi, però poi dipende, insomma, da quello che vuoi fare. Noi sono anni che suoniamo, abbiamo fatto 3 dischi, di cui 2 completamente autoprodotti. Quindi è stato uno sforzo immane, sì, perché... Il terzo anche autoprodotto, però comunque ci siamo avvalsi dell'aiuto di altre persone, insomma, dell'ambiente musicale, tra cui appunto abbiamo collaborato con Matteo Dainese, che è un ragazzo che suona ormai da tantissimo tempo, lo fa proprio per lavoro, e niente, quindi sì. Ci diamo da fare. Sì, come sempre. Ma io naturalmente, Monica mi ha mandato su delle note riguardo a voi. Avete suonato con gruppi anche, insomma, non indifferenti come Modena City Ramblers, in Motel Connection e con Roberto Dell'Era che fa parte degli After Hours. Ma anche la situazione live, dove mi dicono che voi siete, e lo avete dimostrato, molto forti, è al momento difficile, cioè non si organizzano più concerti come una volta, non vi chiamano? Ma non solo quello, insomma, adesso ci sono diverse realtà, no? nel panorama soprattutto qui locale, diciamo, che è quello che conosciamo meglio. E ci sono realtà dove da una parte i gruppi, insomma, faticano a proporre cose originali, proprie, sì. originali. Adesso è la mania delle cover, no? Sì, e infatti dall'altro lato c'è la gente che chiede, insomma, più certezze che novità, diciamo. Sì.
diciamo che gli imprenditori, soprattutto chi fa suonare, non vuole andare a rischiare, vero? Cerca di andare sul sicuro, perché se tu suoni Ligabue è più facile che riempi il locale piuttosto che se arriva con pezzi diciamo inediti, che c'è un amore per i replicanti piuttosto che di qualcosa di originale, quindi come si suol dire, vuoi vincere facile, fai una cover band, una tribute band, insomma è normale che poi, però così secondo me la cultura musicale non cresce, cioè, rimane standardizzata, insomma, e perciò le novità, tutto quello che può essere qualcosa di originale ristagna, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, dove ci sono tantissimi gruppi che fanno musica originale, molti meritevoli anche, esatto, cioè, meriterebbero di... Purtroppo invece la situazione è questa. Non ci sono sbocchi, insomma. C'è l'Angel Wings che fa il concorso. No, infatti casualmente, a voi siete mai andati a registrare ancora dalla Monica? No, per adesso no. Ma siete andati a visitare lo studio? Sì, lo studio abbiamo visto. Il vostro parere sull'Angels Wings studio? Bellissimo. È decisamente uno, credo, tra i più professionali che ci sia, cioè, ma a livello da ogni cosa, sia dalle cose che utilizzano. Ecco, perché intanto vediamo il banco, no? Che insomma bisogna fare ginnastica artistica piuttosto che atletica leggera per gestire un banco simile, credo, no? È un banco analogico abbastanza importante, insomma, e quindi Ma poi anche la struttura, insomma, dello studio è curata in maniera particolare, perché non è solo il mixer o i microfoni, no? C'è tutto un mondo, un universo di... Ecco, questo è il mixer smontato, no? Sì, Monica? Prima di aprire lui era così, perché è stato ricappato completamente, è stato messo a posto, sono arrivati dei tecnici da Londra che hanno insomma lavorato per renderlo al top. Quindi eccolo qui, lui è Mattia Sartori da Londra, un tecnico che lavora su banchi SSL, e ha fatto veramente un grosso lavoro, perché questo mixer è del 1982. Quindi chissà quante ne ha sentite, ne ha sentite parecchie, perché lui, l'ultimo proprietario è stato Gary Barlow, il cantante biondo dei Take That, era nel suo studio a Londra, e poi insomma lo abbiamo praticamente acquistato direttamente da lui, ed è arrivato su un furgone daily anonimissimo, pioveva a dirotto ed era tutto a pezzi, l'abbiamo scaricato sotto la pioggia e insomma eravamo molto contenti anche se pioveva, perché abbiamo fatto una trattativa di 6 mesi. 6 mesi? Sì, è stata lunghissima e alla fine insomma ce l'abbiamo fatta e ce lo siamo aggiudicati. E ce l'hanno insomma. Qua vediamo proprio i moduli, no, del mixer smontati a terra. Esatto, lui invece è un altro tecnico di Milano, è Giovanni Blasi, anche lui ha avuto modo insomma di metterci mano per appunto renderlo veramente al meglio, e quindi adesso è pronto, sta lavorando, sta dando veramente dei frutti incredibili, sta producendo musica alla grandissima, siamo molto contenti. Bene. E anche chi viene da noi è molto contento, soprattutto insomma. Che poi mi dicevi che avete parecchio lavoro anche in questo momento. Abbiamo parecchio lavoro, sì, ultimamente stiamo lavorando con Cori Gospel, sì, perché abbiamo anche una sala molto grande che è dedicata proprio a poter ospitare parecchie persone, quindi abbiamo avuto l'FVG Gospel Mass Choir del Friuli, erano in 50, adesso invece stiamo lavorando con l'Harmony Gospel Choir e sono un po' meno, sono comunque in 25, quindi un bel numero, e siamo molto contenti. Beh, siamo molto contenti anche noi di supportare tutte queste cose che riguardano la musica, perché comunque io ritengo che è una delle arti più belle, no? La musica, quella che dà più possibilità di esprimersi, di dire ciò che si vuole sia con la musica che con le parole. Nel frattempo Roberto Donadoni Atalanta 3-0, ha fatto il terzo Bologna, e quindi tutte le altre partite di Serie A che sono agli sgoccioli. Ad Udine sono 4 minuti di recupero a partire da, mancano 3 minuti e 10 per intenderci, la partita è sempre più movimentata e sempre più Moreno e Lorenzo. Sì, no, l'arbitro ha dichiarato che ha dato 4 minuti di recupero perché soffre di insonnia. Quindi cerca... Perfetto. Allora, ci fate un ultimo brano, so che vi prendo a sorpresa, però ci piacerebbe sentirvi ancora suonare, perché voi mi dicevate preparate 3. Facciamo una cover, dai. Una cover, è quello che abbiamo appena parlato, no? Esatto. Però prima... non siamo una tribute band. Quindi. No, ma poi io sentivo comunque prima, quando a telecamere spente, che avete fatto 2 o 3 accenni di cover,
comunque riarrangiati, Sì, beh, certo. cioè non scoppiazzato come No, invece certo. si sente tranquillamente in giro, no? Vabbè, ma sì, la differenza tra persone che fanno cover e una tribute band è appunto che la tribute band deve Pedissequamente seguire il replicare cliché. il cliché, quindi dicevo, se tu rivedi una cover alla tua maniera, la fai tua, sì, perché no? Benissimo, prego. Solo vuoi con mi pena, solava mi condena, correre mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dice en el clandestino, por no llevar papel, para una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr en mi destino, por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebra-ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr en mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Bravissimi! Poi finita la canzone e finisce lo spettacolo pirotecnico di Udinese Sassuolo, quindi 0-0. L'unico risultato oggi pomeriggio, al momento stanno ancora giocando Genoa-Napoli, che sono ferme sullo 0-0, mentre è ancora in corso anche la partita di Bologna, dove il Bologna sta vincendo con l'Atalanta per 3-0, Carpi Verona 0-0, ad Udine invece è finita, Udine Sassuolo 0-0. E dunque io voglio venire a Padova. Bravissimo. Non so come fare. Vabbè, col teletrasporto faccio. Col teletrasporto? È che non ho ancora quello dell'ubiquità. No, quello dell'ubiquità ce l'ho. l'hai, ce l'ho. spesso e volentieri. Spesso e volentieri. No, quello dell'ubiquità no. L'ubiquità. No, allora, io adesso cosa faccio? Devo venire a Padova. Cosa faccio? Sì. Ma Sì, non dirmi prendi il treno. a vedere la partita o vai al Santo? Cioè, No, beh, non mi è compresa la vista al Santo, mi hanno detto. E in caso, dopo per ringraziare... Ma in caso di vittoria o in caso di sconfitta no, si in caso va? di sconfitta cosa vado a ringraziare cosa? No, vai a dirgli scusami. Sì, ma comunque che Sant'Antonio da Padova. Da Padova, quindi Secondo me potrebbe è un po' tifoso del Padova. potrebbe essere sì di parte, potrebbe Sì, essere secondo di me parte. sì. Secondo me bisognerebbe giocare in campo neutro. Oppure Perché lì c'è il Santo che può influire sulla... oppure rivolgersi a San Martino Lupari. Ecco, che è lì vicino. Che è lì vicino. No? Esatto, il paese, perché ci hanno scritto ancora amici, allora dov'è questo paese? San Martino di Lupari, che è in provincia di Padova, dove gioca la Luparense. Quindi io vado sulla pagina Facebook oppure dove telefono. trovo il numero di telefono del Caffè Esatto, Nogaredo, no? che vi do ora in No, diretta che lo vediamo adesso in sovraimpressione sulla grafica appunto della trasferta di Padova. Chiamo Moreno o Silvia, speriamo che non troviate la Martina, perché lì sì che c'è il lì sono problemi di obliquità, sì. Ecco, vedete, qua sono tutte le informazioni, quindi c'è la pagina Facebook, non vedo il numero di telefono, c'è?
Sì, c'è, mi sembra. 54, 16. Sì, c'è, ecco là, corrisponde, è lui. È lui, sei sicuro? Corrisponde, Sì, ecco. corrisponde. Naturalmente prefissato dallo 0434, vabbè, ovvio. E quanto costa la trasferta? La trasferta Non lo so. No, lo so, era giusto per non spaventare subito così. Vabbè, la corriera più il biglietto. La corriera, sì, in tutto viene a costare una ventina d'euro, sia la corriera che il biglietto. Sì. E compresa la visita al santo. Chiaro. Per il ringraziamento a fine partita. C'è anche la candela da mettere, compresa un extra. La candela è un extra. Candela è un extra. Sì, difatti stiamo raccogliendo fondi per poter poi magari un cero votivo Un di cero quelli, votivo, sì, certo. di quelli formato famiglia. Durante il viaggio d'andata e o di ritorno sono Sì. previsti ricchi premi e cotillons? Ma sicuramente canteremo delle canzoni popolari per allietarci durante il viaggio. Visto che domenica pensavo canzoni Possono di chiesa. venire. Possono venire anche loro. A fare canzoni popolari. Ovvio. Perfetto, quindi siete ufficialmente invitati alla trasferta di Padova. Potresti intonarci una canzone popolare da stadio? Assolut- no, lo facciamo fare assolutamente no, a mi è stato- Roberta. Una canzone da stadio. Ecco. Non me ne intendo. Non me ne intendo, Anna. Nemmeno io. Nemmeno io. Una canzone che si possa cantare alle 5-5 la domenica pomeriggio, che si canta allo stadio, c'è? E allora già lì si riduce Di molto. la possibilità. Cerchiamo di essere un pochettino più di Più là laschi, delle vedute. dici? Sì, perché altrimenti così. Allora, sai cosa facciamo? Siccome noi andiamo in onda poi la replica su Video Regione, ricordiamo alle 23:15, ci fermiamo, la cantiamo perché poi andiamo oltre la mezzanotte e finisce la zona protetta, no? Ecco. E lì la possiamo far vedere, adesso no. Va bene. Dunque, siamo in chiusura, vediamo se sono finiti tutte le partite in Serie A, ma credo di sì a questo punto. Allora, vediamo. Bologna-Atalanta 3-0, Carpi Verona 0-0, Genoa-Napoli 0-0 e ovviamente, come avete visto, Udinese-Sassuolo 0-0. Quindi, a parte il discorso del Bologna che col cambio di allenatore ha fatto queste 3 pappine all'Atalanta, che ricordiamo arrivava da una grande vittoria contro la Lazio, tutto il resto del pomeriggio in Serie A è 0-0. E allora ribadiamo i risultati se trovo il foglio della Serie A. Bologna-Atalanta 3-0, Carpi Verona 0-0, Genoa-Napoli 0-0, Udinese-Sassuolo 0-0. Questa sera alle 20:45 Lazio-Milan, domani alle 19 Chievo-Sampdoria. E pensate che si gioca lunedì sera alle 20:45 due squadroni da Champions League, per quello giocano lunedì sera, che è Palermo-Empoli. Lunedì sera alle 20:45. Bellissimo. Eccezionale. Andiamo a vedere i finali della Serie D di questa 11ª giornata. Abano Calcio Calvino Ale 0-0, Drò Belluno, scusatemi, 1-2, Giorgione La Fenadora 0-0, Luparense Tamai 2-2, Liventina Campodarsego 0-2, Sacilese Este 1-1, Triestina Montebelluna 2-4, Monfalcone Fontana Fredda 0-2, Venezia Levico Terme, Virtus Veco Mestre 0-0. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, Flaibano Ciarlis Muzzane 2-0, Cras Repain ISM Gradisca 2-1, Lumignacco Gemonese 2-0, Rivignano Manzanese 3-1, San Vitese Tricesimo 0-1, Tolmezzo Vesna 0-0, giocata a mezzogiorno Torviscosa Chions 1-1, Virtus Corno Cordenons 0-1. Roberta, con chi vai a Gallipoli? Non si sa ancora le altre 5 ragazze. No, tu con chi vai? Io? Vai col fidanzato, con la mamma, col papà, col fratello, con lo assieme zio? alle altre 5 ragazze, basta. Ah, quindi vai da sola là? Sì. Ma ci sono anche i mister o ci sono solo le miss? Solo miss. Solo miss. Volevo prendere l'occasione a volo. Potevi andare anche tu, no? La faccia di miss Nogaredo. E tu, Anna, quando partecipi a queste manifestazioni, vai da sola, vai con la mamma? Vado con la mamma o con gli amici? O con gli amici? Sì. Ho capito. Voi quando andate a sfilare? Andate con la mamma? Con la mamma? Tu eri col marito, col fidanzato? Sì. Sì? Tutti e due. Tutti e due? Esatto. Sì, perché se uno beve c'è quello di scorta. Esatto. Per non farsi mancare nulla. Niente. E voi? No. Con chi capita. Con chi capita. Invece lei in studio ha un grandissimo tecnico che salutiamo, ricordiamo sì, anche, no? 2 tecnici, scusa, non 1.
Come 2? 1. 1. 1, dai Monica. Per ora 1. Ecco, salutiamolo, Sì. quando ci verrà a trovare? Vediamo, dai, o domenica prossima o quella dopo voleva venire a salutarvi, così Certo. gli chiedete a lui un po' di cose più tecniche e lui vi risponde. Certo. Lorenzo, vuoi salutare la mamma a casa? Sì, certo. Prego. Ciao mamma. Guarda la come mamma mi soccorsa. Da San Severo e tutti i sanseveresi. San Severo. Non è Foggia. San Severini? No. No, Sanseveresi. San Severino, perché tu sei originario del Friuli Venezia Puglia, mi sembra. Sì. No? Esatto. E confini. E confini limitrofi. Isole comprese o senza? Perché quello è importante. Comprese. Isole comprese. Va bene, Roberta, vuoi salutare qualcuno? La mia famiglia e i miei amici. Ecco, papà chissà come arriva. Vorrei vederlo Papà, dopo tuo padre non so, quando arriva forse qua. sarà dopo un po' questo addormentato, forse guiderò io al ritorno. Guiderai tu al ritorno. Tu Anna vuoi salutare qualcuno? Sì, la mia mamma, mio papà e i miei amici. Ragazzi, voi? Noi ci facciamo un po' di pubblicità, ci Certo. trovate su www.abbacaduca.it oppure su Facebook come tutti, abbiamo un bellissimo CD fatto quest'anno. se Ecco, lo aspetta volete. che inquadriamo bene Elena il CD. Voilà. Perfetto. Contattate su internet e trovate tutte le informazioni che vi servono. Avete già qualche data prossimamente dove poter invitare gli amici che ci stanno guardando? Tutto work In in progress? lavorazione ma non definite ancora. Ho capito. Benissimo. Allora io direi è tutto per questo momento. Voglio salutare. Sì, scusa. Veramente no, io voglio salutare tutti quelli a cui sto sulle scatole. Ciao belli. Ciao. E io sono qua e voi no. E allora io ringrazio tutti, la mia parte tecnica veramente oggi incredibili, grazie ad Enrico, grazie a Jacopo, grazie a Maurizio al controllo camere, grazie a Davide a Pordenone, agli amici in giro per i campi, naturalmente anche a Edi Fabris che ci ha fatto tutti i collegamenti dallo stadio Friuli. Certo che quest'anno non c'è un collegamento che porti, no? Quando sei con lo stadio Friuli è sempre partite, anche se vince, sono sempre partite così. Anche un saluto a Elisa. Chi dobbiamo salutare? Elisa Mattalloni. Ciao Elisa, vediamo quando ci verrà a trovare la Elisa Mattaloni. Per questa domenica è tutto, l'appuntamento per noi è domenica prossima, naturalmente sempre alle 14:30 vivremo in diretta dal Lappiani? Padova? Si gioca a Lappiani? Da Lappiani si No, all'Euganeo. All'Euganeo, non è più Lappiani. E vedi, mi sembrava di sbagliare. Avremo loro in collegamento diretto dall'Euganeo. In studio probabilmente ci sarà Edi Fabris, quindi si invertono, perché l'Udinese domenica, come dicevo, va a fare scuola calcio a Napoli, cioè vai a Napoli a giocare a calcio e si gioca alle 18, quindi noi seguiremo Padova-Pordenone. Naturalmente è più bello andare in trasferta e divertirsi, se no potrete vedere in streaming e se no guardate noi magari con lo streaming vicino e sentire i collegamenti in diretta con gli amici del Pordenone Fan Club. Per quanto riguarda questa domenica 1 novembre è tutto, io vi ringrazio, l'appuntamento come dicevo è domenica prossima 14:30 sempre qui a TPN Tele Pordenone. Grazie a tutti e buona settimana, ciao ciao.